Allora, datemi conferma che mi sentite, perché c'è un po' di ritardo da parte mia, bla 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 bla. Adesso che mi date conferma, io comincio, altrimenti non posso cominciare. Vi vedo belli agguerriti, lasciate like subito. Se mi date conferma, state parlando di Bonnie. Luca, lo so. Vabbè, nel frattempo che voi confermate, io lancio una sigla che non so se si sentirà. Ok, vedi? Doppio. Ho lattato, ecco. A posto. Si sente doppio. Ehi, chi cade resta nell'ombra, chi vince scolpisce la storia, la polvere si alza, il pubblico urla, questa merda è rock, Oriani my lord. Amici bellini, lottate per la gloria. Allora, che significa? Datemi un attimo devo capire perché si sente così. Calma, 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 perché se poi non si sentono i vocali, devo sistemare un po' di cose. Dobbiamo sistemare un po' come abbiamo sistemato il Napoli. Mo' vado bene? Già se vado bene, già è buono. Già capiamo. A posto, a posto. A posto, allora non ci muoviamo e possiamo festeggiare. Dov'è che si gode? Si gode qui, dove possiamo festeggiare sulla terza vittoria, 3 partite consecutive, pieni punti, eccetera, eccetera. Peccato per il gol subito, ovviamente. Era bello poter parlare di un clean sheet totale con l'esordio di Vania. Ricordiamolo, diciamo subito che Meret ha avuto un problemino, quindi siamo in grave emergenza per quanto riguarda il volume. Possiamo alzare un po' il volume, credo così. Check, mi faccio pure un po' più vicino, così. E non so che allora, no, dobbiamo capire questa storia di Luca. Sono parecchi gli argomenti. Io partirei dalla cosa buona, cioè che la panchina, parliamo di nuovi acquisti, perché poi De Bruyne non è panchina, e invece hanno segnato tutti e tre. Doveva segnare solo Savic, perché segna Kevin, segna Højlund, ed è una bellissima notizia, e segna anche Boukema, che non è poco, perché comunque ti dà un impatto, ti dà una spinta per far bene, eccetera, eccetera. Poi ovviamente io sono il primo che ho chiesto i cambi a Conte subito, perché sul 3-0, se non li fai sul 3-0, quando li fai? E li ha fatti, tutto giusto. E lì dobbiamo capire se siamo venuti meno per i cambi o se siamo venuti meno che, insomma, nel finale di partita ti rilassi un pochino. Voglio sentire Conte come la pensa, perché comunque sul 3-0 e loro in casa vogliono fare il gol della bandiera e ci sta tutta. Però questa è la situazione al momento. È chiaro che Luca credo che sia un tema, è ancora di più un tema perché Højlund ha avuto un impatto pazzesco, voglio. Ha fatto proprio quello che Conte chiede a Lukaku, difensore alle spalle, la controlla e poi c'ha quella sveltezza sia nel girarla sia di ributtarsi in profondità. L'ho visto subito dentro a tutte le cose. Poi è attaccante vispo rispetto a Luca, che ovviamente ha le leve lunghe ma non ha quella freschezza nel girarsi. È proprio una questione anche di struttura fisica che non lo può fare. Quindi non lo so se è un acquisto che non è stato proprio indovinato, se gli chiedi certe cose, però avremo modo di parlarne. No, non penso a Higuain, non voglio pensare a Higuain, anche se no, Higuain aveva anche rifinitura. Ora se Højlund ci dimostra anche un piede pregiato, va benissimo. Ha fatto un gol bellissimo, tra l'altro di destro, che non è il suo piede, quindi evviva evviva il danese, e ha avuto subito un impatto devastante.
Higuain lo lascerei stare per ora. Vediamo però, perché il ragazzo è giovanissimo e allora lì le potenzialità di migliorare ancora con Conte. Stavo pensando migliorare dietro Lukaku, ma Lukaku non lo vede, quindi deve fare tutto Conte, deve fare tutto Oriali e quindi così. I cambi hanno abbassato la qualità, soprattutto in due casi. Lucca lentissimo, Elmas e Neres a fascia invertite perché? Buona la domanda, G Paradiso. A fascia invertite perché? Io credo che Elmas garantisca per Conte un po' più di copertura su Gosens. Quindi mette Elmas a fare il Politano e mette Neres a fare l'esterno con caratteristiche molto diverse da McTominay. In pratica, quando arrivano i cambi al 69esimo, McTominay si sposta nella zona di De Bruyne. Neres si sposta nella zona di McTominay, avendo però più binario, più fascia, mentre McTominay fa tutto, si mette in mezzo e fa tutte le cose, e quindi mette Elmas dall'altra parte. Non la mia scelta preferita, onestamente. Io avrei messo Elmas a destra, cioè Elmas a sinistra, Neres a destra, l'avrei fatto tranquillamente, anche se volevi cambiare assetto con il 4-3-3, ci stava tutta come scelta. Credo semplicemente, e vediamo se qualcuno lo chiederà a Conte, credo semplicemente per l'idea che Elmas ti dà più copertura, un po' come Politano, su uno che andava, che era Gosens. Alla fine le problematiche le ha create Dodò, un pochino su Spinazzola e soprattutto su Olivera, e poi anche Gosens comunque ti faceva delle difficoltà. Buona la partita di Di Lorenzo. Allora, quanto è finita? È finita 3-1, ti hanno risposto subito, o meglio 1-3. Esatto. Posso dire che sia Olivera che Spinazzola si sono fatti saltare da Dodò almeno 300 volte? Lo puoi dire, Davide. Olivera peggio, nel senso che almeno Spinazzola in fase offensiva lo teneva un po' impegnato Dodò, in fase di difesa l'ha sofferto un po' lui, l'ha sofferto ancora di più Olivera. Dodò si autolanciava e Olivera fermo sul posto. Dodò è brevilineo, ti fa sul breve, e quindi ci sta a avere un po' di difficoltà. Non è stato un grande C'è della live in impatto questo di Olivera, si può supporto. dire. Mario, stavo per dire Maietto, ma no, il Napoli è fortissimo. Che è successo? Perché si sente male? Che è cambiato? Non ho cambiato niente. I rumori? Frigge. Guarda, ma non ho cambiato niente, ma avevo aggiustato. Aiuto. Fa contatto. Come fa a fare contatto? Ditemi adesso. Forse ho crancato troppo il gain. Non si sente, un po' di statica. Va bene. Non andiamo bene. Basta che ha vinto una. Proviamo varie cose. Proviamo varie cose così. Botta. Che devo fare? Stacco e rientro, non posso fare altro. Un po' di z di sottofondo. Vabbè, lo z di sottofondo potrebbe essere il condizionatore. Studio a pitch. Ma prima, allora, così voi mi sentite a doppio. Già capì. Frizzi pazzi. Buona cosa, però se poi apro la live, poi sento a doppio perché rientra nel microfono. Ah, ma fammi capire, è una buona idea. Sì, ho capito qual è il problema, è un problema di software. Lo spinotto, ma non è così, perché lo spinotto ci sta qua, stiamo parlando di altre cose. Posso fare un altro tentativo però.
Mo datemi un momento. Se voi ascoltiamo un vocale, vediamo se si sentono. E stanno arrivando i pompieri. Buonasera amici bellini e amiche belline, grande vittoria. Oltre le cose scontate, Andy Samek, Tommy De Bruyne, si vede che Højlund è tutta un'altra storia rispetto a Lucca, che ha ancora tanta strada da fare. Ottima partita, quanto corre Dodò e avanti così, dai dai dai. 90 minuti di gran calcio, dopo ho preso il gol e rischiato di prendere 2 volte il gol. C'è sempre un Achille che... Allora, facciamo questo tentativo. Check. 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 Mettiamo l'autotune. Check. Adesso c'è ancora statica? Datemi, perché sennò non possiamo andare avanti. Leggo solo, cioè, metto solo i vostri commenti. Ancora rumore. Sono l'unico. No, non sei l'unico, io vorrei difenderlo. Ancora statica. Fate... Check. Ditemi adesso. Ditemi adesso, bla bla bla, check check. Che qua vi sto dando direttamente l'audio del microfono. Buono? Ok. Perfetto. Quindi qua in questo caso voi potete sentirmi. Il problema è che adesso non potete più sentire i vocali. Perché faccio una prova. Male Meret. Ecco. E la vocale non lo sentite. Va bene, quindi i vocali andiamo così, andiamo perché sennò non possiamo andare avanti e devo risolvere. Questo è perché ho cambiato tutte quelle cose durante l'asta. Va bene. Fuori sincro, no, va benissimo, a posto. Leggiamo le vostre cose e abbiamo risolto così, a posto. Tasto hype sulla live, non lo so se ci sta, me lo dovete dire voi. Tra l'altro mi avevano consigliato chiedici dove vuoi l'hype e sicuramente vorrò l'hype sull'analisi tattica, che sarà la cosa più importante nel capire dove il Napoli poi è venuto meno nel secondo tempo. Però ci sono tante cose belle che sono successe nel primo: dominio, aggressione, specialmente il recupero palla alto, li abbiamo asfissiati nel primo tempo. Quindi sono tante cose belle. Troppi fantacalcio. Troppi fantacalcio. Ora sei troppo fuori sincrono. Vabbè, non posso fare niente. Leggo. Sto gasatissimo, Højlund è un campione. Quando è entrato Lucca, però, come da previsione, abbiamo giocato un po' meno meglio, diciamo, giusto per essere gentile, ci sta. No, e non mi sto intossicando, sono contentissimo che il Napoli ha vinto. Vorrei che la live fosse di livello come il Napoli. Esatto, ci posso leggere la trascrizione, esattamente. Il Napoli ha giocato solo un tempo, non esageriamo. Non esageriamo. Il Napoli per 70 minuti è stato di grande livello.
Voglio, non veramente ci tengo a questa cosa qua, perché anche l'anno scorso poi nelle analisi l'abbiamo fatta un po' semplice, gioca solo un tempo, poi dopo non gioca più. Io quest'anno voglio essere super preciso e mi scriverò, perché poi la memoria è fallace, e mi scriverò tutte le cose quando poi mi diranno il Napoli sono 3 partite che gioca così, io poi torno indietro col taccuino e dico non è vero, perché la memoria può essere così. Alessandro, non so se saranno 99, ma partiamo con 9. Mi accontento di 9 dopo 3 giornate. Grazie Ste, grazie, ci tengo, però non ci posso fare niente, i problemi tecnici sono dietro l'angolo. Allora, non è uscito solo Højlund, anche De Bruyne e Politano, ovviamente perdiamo qualità. Giusto, è da ragionare. Mi piacerebbe dire che, vedi, se vedessi Lucca con il resto della squadra, magari con la qualità intorno, però però è presto, capisci? Cioè, per dare un giudizio definitivo su Lucca è un po' presto. Io credo che dobbiamo, con onestà, anche dare a Lucca atto del fatto che psicologicamente ti ammazza questa cosa. Se tu arrivi per crescere piano piano dietro Lukaku ti viene meno, sei costretto a essere subito titolare, non fai benissimo nelle prime uscite da titolare, arriva Højlund, ti spezza mentalmente questa cosa, perché dici vabbè, me la gioco con Højlund subito titolare, soprattutto Højlund ha subito un grande impatto. Io speravo con tutte le mie forze in un gol di Lucca proprio per dargli anche quella spinta psicologica, per non farlo stare, per farlo stare tranquillo. È evidente che ad oggi, con solo questa partita a disposizione, noi diciamo Manchester City-Napoli gioca Højlund, e se stanno bene, chi sta bene, abbiamo già individuato quelli che sono i titolari. Poi bisogna capire se un Gutierrez si prende spazio più in là, se Buongiorno recuperato, è chiaro che gioca lui. Beukema, buon impatto anche lui, anche di pulizia in difesa oltre al gol, quindi molto bene se la possono giocare con Rachmani. A centrocampo sono tutti inamovibili, e come fai? È chiaro, non c'è spazio in questo momento per Lang, non c'è spazio per altri. In attacco ad oggi preferisci Højlund, non c'è alcun dubbio. Allora, il SimSka, ricordo a tutti gli iscritti, i nuovi abbonati, sempre di iscrivermi in privato sui mini social per farvi aggiungere al gruppo Telegram, che di solito ha la possibilità di lanciare i vocali, ma devo sistemare i problemi tecnici. E continuo a leggere i vostri messaggi. Nel frattempo lasciate i like. Il calcio d'angolo da cui nasce il gol della Fiorentina andava ritirato a causa di una spinta su Anghissà prima della battuta del corner. L'ho vista, Iottone, l'ho vista, me la sono anche scritta, perché è vero. Poi non lo so se era prima o durante il cross, ma sicuramente ci poteva stare il fallo in attacco. Poi è chiaro che, secondo me l'hanno anche controllata, ma essendo il Napoli 3 gol di vantaggio, hanno forse chiuso un occhio. Però me lo sono scritta questa cosa, la sentirete domani nella reaction. Possiamo dire di aver visto animazione, possiamo dire di aver visto Anghissà livelli spalleziani, se non meglio. Sì, ci aggiunge anche un assist, c'è forse solo una palla, proprio perché vogliamo essere proprio iper precisi. C'è una palla che perde, che porta credo a un tiro, porta al tiro di Piccoli, una palla persa da Anghissà, o meglio non distribuita bene, però sta facendo quello che deve fare, se non di più, nel senso che oltre alla tanta qualità se ne va agli avversari, lo trovi a tutto campo, ci ha aggiunto anche dopo il gol, ci aggiunge un assist. Devono arrivare i contributi dal centrocampo, specialmente quando il centrocampo è così folto, e io ti ringrazio sempre, Valeria, alla grande. Allora, il mister ha lanciato Lollo in campo prima di un calcio d'angolo e gli ha dato carica, forza Lorenzo, e speriamo, Angela, però in questo momento io spero che i tifosi sui social facciano i bravi, perché sarà facile attaccarlo e non mi sembra il caso, perché poi è una tua risorsa e ti potrà tornare utile. Rendiamoci conto, uno
mette a posto delle cose sul mercato quando può farlo, e l'abbiamo fatto. Siamo rimasti solo con un portiere, si è fatto male sia Contini che Meret, se si prende un raffreddore Højlund andiamo in grande difficoltà, quindi non attacchiamoci addosso a Lucca, specialmente quando queste prestazioni non ancora brillanti non ti tolgono punti. Per favore cerchiamo di attaccarci al risultato e alla bontà delle altre prestazioni. Lo dico proprio nel nostro interesse, perché ci torneranno utili e non possiamo permetterci di deprimere uno che già per alcune scelte potrebbe stare in difficoltà. Figurati, lo immagino. Ad Agambacenta hanno Manchester United, un abbraccione, Anto Scampia. Veramente, veramente, ci stanno alcuni che... Ho visto dei tifosi del Manchester esultare per la cessione di Højlund. E anche lì prudenza, prudenza, raga, l'avranno accompagnato in braccio come noi facevamo per alcuni giocatori. Ci vuole prudenza perché, come vedi, poi lasciano Manchester, vengono qua, si trovano bene, si esaltano e poi te ne penti. Cori non li ho sentiti, da Paramount non si sentiva granché, ho solo sentito chi non salta napoletano, il che chi non salta napoletano non mi dà fastidio. Allora, Diego, sto modulo fa scomparire McTominay, quindi calma. Non sono d'accordo. McTominay, o meglio, fammi spiegare bene. McTominay fa tutto il resto del lavoro sporco. Ancora in questa partita McTominay è quello che ha corso di più. Lo vai a trovare. Io devo fare un'analisi tattica, proprio la McTominay Cam, per farvi vedere come poi lui si mette tra le linee, come riesce a creare delle difficoltà. McTominay spesso finiva seconda punta dietro Højlund quando arrivava una pallata, perché se no la può spizzare McTominay per Højlund, perché anche lì hai la possibilità del colpo di testa. Fa un lavoro sporco e egregio, si è preso falli, si mette tra le linee, magari ha meno possibilità di essere finalizzatore in certi casi, perché poi Højlund fa reparto da solo, lo abbiamo visto, ma ti dà grande densità e secondo me ti garantisce tutta una serie di cose tattiche che sono molto importanti, quindi va bene. L'arbitro chiede di aver lasciato i cartellini in macchina, ineccepibile. Sì, ci potevano stare qualche giallo, anche dei nostri, onestamente. Zufferli, fatemi vedere se poi alla fine non c'è... Ha ammonito Pioli, questo mi sono reso conto che ha ammonito Pioli, e nient'altro. Alla fine, se voi vedete il momentum, l'attacco momentum, c'è un po' di Fiorentina nel finale quando fanno il gol, ma poca roba. Non so se su Paramount l'hai visto, ma su DAZN sta al primo posto come chilometri percorsi in campo. Sì, è proprio lì l'abbiamo visto. Alla fine le immagini sono le stesse, cambia il telecronismo. Io ho fatto un errore poi di mettere il telecronista italiano per questa cosa, volevo ascoltare una voce familiare, ma ho sentito quasi un tifo per la Fiorentina. Adesso la Fiorentina può provare, e la partita è finita. Cioè, ma va bene così, non ha importanza. Mi duole dirlo, ma oggi Politano peggiore in campo a parer mio. Sì, ma non sono d'accordo. Perché? Perché ha avuto le sue occasioni. Nel primo tempo ha puntato spesso i difensori, creando dei pericoli. Ha avuto le sue occasioni anche di segnare. Non mi sembra una brutta partita di Politano, onestamente. Il peggiore, se vogliamo, il premio Michu, lo andiamo a pescare probabilmente da quelli che sono entrati. Credo Olivera, mi viene da dire Olivera, ma senza nemmeno impegnarmi più di tanto, onestamente. Perché esiste questo morbo del lamento di molti tifosi? Perché autoflagellarsi sempre? Enrico, ma siamo un po' fatti così. Io cerco di stare in mezzo. Tra l'altro io pensavo di venire in live per pompierare, perché ci poteva essere un entusiasmo eccessivo, invece forse il finale di partita ci rimette un attimo coi piedi per terra e ci rende più umani, perché sarebbe stato clamoroso. Noi abbiamo avuto la possibilità anche di fare il 4-0, perché poi dopo il gol di Beukema
il tiro di McTominay parato, con Politano che alla fine prende il palo esterno, poi 2 occasioni di Ken, ma c'è stato il tiro di Anghissà, che era da molto vicino, che ha tirato alto, e lì ci poteva stare anche il rigore, perché dopo il tiro gli vanno addosso ad Anghissà, e poi la Fiorentina si sveglia un pochino. Fatemi vedere anche le statistiche, se ci sono. Napoli da 3.18 XG. Dai, non ci si può lamentare per questa partita qui. Io pensavo di dover pompierare. Elmas sembra un po' spaesato, sbaglio? Sicuramente sì. Mi aspetto molto altro da Elmas. Tra l'altro buttato dentro in un momento in cui il Napoli stava calando. Può essere anche che stavano calando tutti fisicamente. Comunque, ricordate che il Napoli parte forte per richiesta dell'allenatore. Quindi ci sta che poi quando sei arrivato a concludere il 3-0, mentalmente, fisicamente ti spegni un attimo. Ci stava, era impensabile. Ecco, sulla gestione, lì si può migliorare, sulla gestione della palla. Mi dà l'impressione il Napoli in queste partite che debba sempre attaccare forte per non subire pericoli. E questo è un discorso che si può fare, nel senso, il saper spegnere la partita. Noi ricordiamo anche l'anno scorso, quando andavamo in vantaggio, provavamo a farne un altro, se non ci riuscivamo, c'era questo Napoli che si abbassava un pochino e davamo qualche opportunità agli avversari di rimettersi in partita. Poi, con grande tenacia, col coltello tra i denti, come si dice, il gol non lo subisci, comunque migliore difesa, e non c'è dubbio. Dobbiamo, secondo me, imparare anche a gestirla un po'. Quando stai sul 3-0 la fai girare gli avversari a vuoto se ci riesci. Poi ci sono anche gli avversari che a un certo punto di orgoglio si mettono lì e ti danno un po' di fastidio e di difficoltà. Fazzini è entrato molto bene, ha dato quella qualità, quella fantasia alla manovra della Fiorentina che ci ha messo un po' di difficoltà. Ecco perché io nella simulazione vi segnalavo Gudmundsson, che sul canale Fluidzot del gaming, Gudmundsson tra le linee mi aveva dato un po' fastidio. Fazzini tra le linee ha dato fastidio ed è stato buono che non abbia giocato dall'inizio. Ma avete visto come gioca sta squadra? Ha fatto degli sprazzi in cui la Fiorentina sembrava il Poggi Bonzi, non usciva mai con la costanza nella partita, arriverà con la migliore condizione, e quindi stai pompierando i pompierati, nel senso che se si esagera poi nel senso opposto, dobbiamo riportare tutti su una base di verità. Lucca inguardabile dal suo ingresso, è cambiata la partita. Non vi accanite, vi prego, i buoni della Fiorentina stavano in panchina. Se Lucca fosse arrivato per 5 milioni non avrei detto nulla. Lo critico l'acquisto di un calciatore non giovanissimo per quasi 40 milioni. Ritorniamo ai 35. Ogni volta che si parla di Lucca aumenta di 5 milioni. Vi prego di non esagerare. Io sono il primo e forse... io non voglio... Siamo tra noi, siamo solo 500. Non voglio essere corretto, però io credo molto nel fatto che i giocatori leggano i social. Avete visto Politano che ha risposto a Spazio Napoli, credo fosse Spazio Napoli, per una pagella, e ha risposto con la faccina così, e loro hanno chiesto scusa. Ci sono delle cose, dei giudizi dove io posso essere un po' più diretto, un pochino anche più tranciante, meno possibilista, un po' più netto, definito, che mi tengo per me, o meglio condivido nel privato del gruppo Telegram, perché so che lì non ci sono giocatori. Poi se qualcuno dal gruppo Telegram glielo riporta ai giocatori, amen, perché poi è il mio pensiero. Però a me, nel pubblico di un'analisi, di una live, che poi viene sempre dopo perché nella reaction è tutto vero. Se vedo uno che fa un errore può essere il mio calciatore preferito e lo dirò sempre, la reaction è sacra. Però poi nell'analisi successiva, che poi sposta alcune opinioni e poi porta dei giocatori così, bisogna mantenere un po' di equilibrio e bisogna essere anche più morbidi di quello che si vuole essere. E lo faccio contro i miei interessi, perché ad essere più estremo, se hai ragione,
hai ragione, dice io l'avevo detto che quello era scarso, se non hai ragione ti vengono a dare visualizzazioni e commenti per darti torto. Farebbe gioco a me essere più estremo e invece no, è una scelta proprio editoriale, è una scelta di vita, bisogna essere più morbidi, anche se un giocatore non mi piace fino in fondo, io analizzo la partita singola e non il giudizio finale sul giocatore, perché altrimenti ci facciamo un autogol. Poi nel privato chiedetemi quello che volete e vi rispondo. 500 spettatori e manco 50 like. Allora vuol dire, Tore, che devo ritornare ai ai rumori. Devo ritornare ai rumori di fondo. Mi fermo. Questo senza dubbio. Ecco perché io ho esultato come un pazzo quando il Napoli, invece di andare su un Pinamonti, invece di andare su una soluzione media che non ti sposta nulla, sei andato a prendere quello che in prospettiva è già il futuro Lukaku. Mentre Lucca ad oggi deve fare tutto un lavoro, e anche se lo fa, non è detto che diventerà quel giocatore là. Højlund ha dimostrato che lo può essere. Quindi veramente, veramente un grandissimo acquisto aver preso Højlund. Proprio una cosa che mi fa impazzire. E Fabio Aversani, e tu mi hai invitato alle parole di Conte. Non ne posso mettere il telefono vicino al microfono. Ah, non ne avete capito niente. Ci sono tante più questioni da trattare. Non ne posso sentire, perché se metto i vocali non sentite la voce a me. Mario, mi sembrate tifosi del Real Madrid. Un giocatore non può crescere, non può sbagliare una partita che diventa scarsa. Stiamo calmi, che siamo forti. L'ho ascoltata da Radio Rai 1 e niente, Fiorentina Chan è meno faziosa. Lepre Ciro dal cielo di mia figlia. Un abbraccio Ciro. Un abbraccio a tutta la tua famiglia. Non so Radio Rai, ma anche la telecronaca che ho sentito io su Paramount Plus era un pochino, era contentissima di quel gol di Ranieri. Non vedevano l'ora. Adesso è un assalto della Fiorentina. Anche meno, calma. Assolutamente calma. Calma sui giudizi su Lucchia contro Cagliari, Sassuolo, pochi spazi e pochi palloni giocabili, al contrario di Højlund contro la Fiorentina che comunque si esalta nella profondità. Sì, però poi pure si doveva esaltare sempre contro la Fiorentina Lucca, cioè nemmeno questo mi pare giusto a dirlo. Nel senso che Wagyu è una questione proprio di caratteristiche. Lucca non ha ancora, e può essere che la troverà, che lo imparerà, non ha quella proprietà di mantenere alle spalle, cosa che Højlund ci ha dimostrato subito, di mantenere alle spalle, che gli puoi giocare sui piedi, mantenere alle spalle il difensore, prendere fallo o prendere palla e smistare. Poi nel breve Højlund si gira e se ne va. Nel breve Lucca questo non ce l'ha e probabilmente questo non lo potrà avere mai. Poi ci deve spiegare Conte come potrà esaltare le caratteristiche di Lucca. Sicuramente lo si può fare con i cross. Ecco, quando ti entra un Gutierrez, quando puoi rifornire Lucca con i cross, è un altro paio di maniche. Se gli vuoi giocare palla addosso sui piedi, Lucca per me continuerà ad avere difficoltà e può andare in difficoltà e si espone Lucca a un giudizio poi dei tifosi. Ad oggi io non giocherei così con lui, ma il bene della squadra prima del bene del ragazzo, ovviamente. Ringrazio Nicola. La Fiorentina che deve dire che ha pagato Piccoli 28. Anche questo è un buon punto di vista, perché Piccoli 28, Lucca 35, poi ci sono state altre situazioni con prezzi. Ci sono stati prezzi strani quest'anno, in generale, quanto è stato pagato Yashari, poi vediamo se avrà un senso il suo acquisto, e tanti altri. Ringrazio anche Phoenix che Napoli, ma quanto è importante il gol di Bokema e quello di Højlund e quello di De Bruyne, adoro. Vedi, se tu li metti in fila sono tutti nuovi acquisti, quindi la bontà della campagna acquisti del Napoli si vede in questa partita nello specifico. Brillano i nuovi acquisti che ti portano punti pesanti. Wagyu, era la prima sfida contro una squadra importante perché farà parte, volenti o nolenti,
magari non lotta per lo scudetto la Fiorentina, però dovrebbe stare dalla parte sinistra della classifica. Partiamo da questa situazione. In trasferta, bene cominciare a mettere punti in cascina in trasferta. Era chiamato il Napoli, perché sai, il Sassuolo, il Cagliari, l'hai sfangata con il Cagliari. Era chiamato il Napoli soprattutto post nazionali e soprattutto pre-Champions. Eravamo chiamati a capire se reggiamo, e abbiamo non solo retto, abbiamo dominato, abbiamo imposto il nostro gioco in trasferta e abbiamo messo la partita in ghiaccio. 3 gol, e quello che ti diceva Spalletti e quello che poi pensa anche Conte. Con 3 gol il finale, la Fiorentina può anche fare il forcing, può anche prendersi il pallone, ma non hai quell'apprensione che la stai perdendo o che te la possono pareggiare. Quindi bene così, ma veramente bene così. Allora, primi 60 tatticamente impeccabili. Dopo qualche sbavatura dovuta probabilmente al dispendio fisico e anche dal risultato netto ti fa ammorbidire. Molto bene offensivamente a centrocampo, sono d'accordo. Calma con Lucca, sicuramente in questo gli si preferisce Rasmus e non c'è dubbio, ma Lucca ha bisogno di tempo. Non dimentichiamo che abbiamo speso quasi 40 milioni. 35. Ve lo voglio ricordare, perché poi se aumenta il giudizio dei tifosi diventa più feroce quando si parla del prezzo. Voglio, lo so che fa parte della cronaca e fa parte della notizia il valore di un cartellino, ma che ce ne frega? Cioè, nel senso, se il Napoli sta bene e non rischia, e vi assicuro che non rischia economicamente, e si può permettere, se il Napoli l'ha pagato tanto è perché se lo può permettere, e se lo poteva permettere al punto che si è potuto permettere anche un acquisto extra, tra virgolette, per sopperire all'infortunio di Lukaku. E ad oggi, se vogliamo, fa strano dirlo, ma lo sto leggendo e sono tendenzialmente d'accordo, l'infortunio di Lukaku potrebbe essere una sliding door importante, perché senza l'infortunio di Lukaku tu Højlund non l'avresti preso, avresti probabilmente speso dei soldi a centrocampo, magari non sarebbe arrivato Elmas, avresti speso altri soldi a centrocampo con altri profili. E invece un Højlund giovane che tu hai il diritto di riscatto, e se fa un grande impatto per me alla grande, perché Lukaku un altro anno ti dura, e pensare che il Napoli dello scudetto tra 2 anni deve puntare su Lucca come attaccante titolare non mi faceva impazzire. Højlund mi fa impazzire. Højlund ne abbiamo parlato quando il Napoli parlava del posto Osimhen, già ne avevamo parlato, già mi piaceva come profilo. E il fatto che al Manchester abbia avuto una stagione non esaltante non è colpa di Højlund, è colpa del Manchester, e lo sappiamo bene, quindi restava il valore del ragazzo. Torna in Serie A, segna subito, e fatemi aggiungere, si mangia un gol pesante, perché sul rigore poi che arriva su Anghissà, lì Højlund doveva fare il tap-in. È come se fosse ancora freddo, là doveva, gol mangiato, là, se se lo mangia Lucca, ecco qua, ecco, adesso vi devo far riflettere su qui. Immaginate, primo tempo, c'è Lucca in campo, batti e ribatti di Lorenzo, respinta di De Gea, Lucca si mangia quel gol davanti al portiere, a botta sicura. Che avremmo fatto? Saremmo andati tutti in piazza, Lucca vendilo adesso, rescissione del contratto. Se l'è mangiato Højlund, che è poi capace di fare il gol dopo. La bellezza del calcio è questa, che noi possiamo dare dei giudizi che poi si evolvono, perché la partita non è finita lì, il ragazzo non si è abbattuto e ha fatto quello che doveva fare. Grande Napoli, dominio totale per almeno 60 minuti, Højlund acquisto bestiale, Bochum è una roccia insieme a Good Morning e molto affiatato, avrei soltanto voluto vedere un po' di Lang in campo. Eh sì, specialmente visto che l'hai messo a sinistra, anche io ti direi magari Lang, però la risposta è facile. Lang è andato in nazionale ed è tornato, Neres era stato risparmiato ma era già recuperato, era stato risparmiato contro il Cagliari, quindi aveva senso che chi è rimasto avesse più opportunità di giocare. Poi ci sono le eccezioni, nel senso che lo stesso Højlund viene buttato in campo subito, nonostante Lucca sia rimasto a Napoli a lavorare. Quindi le storie. E chi dovevi comprare? Non si possono comprare tanti giocatori, ci sono le liste, italiani non ci sono forti. Ma non lo so a chi stai rispondendo, ma il fatto che ci siano le liste, senza dubbio sì.
Giolet! Oilund davvero impressionante come impatto, te lo aspettavi così? Lucca mi ricorda Aietti, arma letale, scherzi a parte, calma, aspettiamo. Esatto, Angelo, è proprio così che la penso e non hai torto. Se scavo nella memoria, Aietti aveva un po' questa fisicità, ecco, che lo rendeva un pochino magari non aggraziato. Oilund è proprio il prototipo del centravanti che piace a me, perché non è piccolo e comunque ce l'ha la sua fisicità, però è tutto proporzionato nel poter esplodere una corsa in profondità, nel coordinarsi per tirare in porta, nel difendere anche il pallone perché è piazzato ed è ancora giovanissimo, quindi ha ancora margini. Veramente un impatto meraviglioso. Me l'aspettavo così? No, mi aspettavo meno capacità che ha dimostrato in questa partita di difesa del pallone. Mi aspettavo più profondità, mi aspettavo proprio il gol che fa, quello è proprio il gol che mi aspettavo da Oilund. Grande passaggio di Spinazzola, aggiungiamocelo. Mi aspettavo proprio quel gol, non mi aspettavo già tutto il lavoro che ha fatto di protezione del pallone. Quello è stata una bellissima sorpresa. E secondo me, se Conte lo ha visto un paio di volte, hanno fatto delle esercitazioni e lo ha visto fare le cose che faceva Lukaku 10 anni fa, Conte a occhi chiusi ha detto: Luca, aspetta un attimo, poi tu devi crescere così. Rasmus, vai titolare in campo. Se lo ha dimostrato, poi se è mazzo non lo so, che non l'aveva nemmeno dimostrato. Conte ha avuto l'intuizione, ma stiamo parlando del non plus ultra, delle eccellenze, delle professionalità, quindi non si fanno cose a caso. Comunque la vittoria del Napoli è stata agevolata da Pioli, che ha sbagliato la formazione iniziale. Con Fazzini e Nicoluzzi al posto di Fagioli e Dzeko sarebbe stato dall'inizio un inizio diverso. Sono tendenzialmente d'accordo, ovviamente non lo possiamo sapere, mettiamolo come base, che tornando indietro con altre scelte, piccoli al posto di Dzeko, se ci fosse stato Kudus, non lo sappiamo. Però sicuramente sono d'accordo con te che Fazzini e Nicoluzzi Caviglia hanno avuto un ottimo impatto e che Fagioli non ha giocato alla grande e anche Dzeko non l'ha strisciata proprio. Quindi sì, con il senno di poi e con quanto visto nel secondo tempo, Fazzini alla grande e anche Nicolussi ha avuto un buon impatto. Mi piace anche l'idea di Conte di Spinazzola, regista largo e determinante nell'assist, sta spianando la strada a Gutierrez. Sì, poi Spinazzola c'ha anche un modo di farlo, essendo a piede invertito, che può favorire certe giocate, mentre se Gutierrez però sì, ha il mancino, però potrebbe lavorare alla Di Lorenzo, perché anche Di Lorenzo, pur essendo a destra con il destro, spesso si ritrova in mezzo al campo. Anche Gutierrez ha queste possibilità, dagli highlights che ho visto, non ho visto partite, lo dobbiamo vedere con il Napoli. Però Gutierrez potrebbe fare quel lavoro che fa Di Lorenzo, venendo anche in mezzo al campo, e poi ci aspettiamo assist, ci aspettiamo un po' di cross a rientrare sulla testa col piede favorevole, quindi Gutierrez molto bene. E nel frattempo mi fa piacere che Spinazzola stia in forma, perché questi giocatori qua, specialmente quelli che hanno un'età più avanzata, non si pigliassero Collor, questa è la verità, bisogna sfruttarli nei momenti di forma. Quando sta bene Spinazzola è un signor giocatore che devi sfruttare al più possibile. Quando Gutierrez rientrerà in tutte le sue cose, anche tattiche, e capirà tutto quello che deve fare, ci ritroviamo una bella freccia anche sulla fascia sinistra. Mettiamo i like. I passaggi di prima in profondità di KDP per Ramos ci daranno grandi soddisfazioni, soprattutto con le difese alte. Lucca si specializza. Io penso che ancora di più chi si è guardato questa partita capirà che non ci deve dare troppo spazio. Questa è una cosa che anche con Spalletti si vedeva nel momento in cui... Però là devi sviluppare ancora di più quello che è il tuo palleggio anche orizzontale con tutti i centrocampisti. Se non ci dai la profondità, il Napoli ci deve arrivare con il palleggio e con la qualità. Lucca si specializzerà sulle palle lunghe con la scuola Lukaku Calma. Alla grande. Un saluto da Riccione. Fatemi vedere se posso recuperare le parole di Conte, che mi fa piacere ascoltare. Vocali, fammi vedere, perché qua sono volati tutti i vocali. Se ci sono le parole, questa potrebbe essere le parole di Conte, perché è un vocale lunghissimo. Eccolo qua, 6 minuti e 28. Vediamo se... Non c'è bisogno di controllare, non c'è bisogno di controllare perché ho ragazzi seri, quindi
assolutamente, no, Ascoltiamo, oggi, ascoltiamo. finita la partita, stanno lavorando per cercare di recuperare un po' quello che, come ho detto prima, ieri è stata una giornata tranquilla, quindi oggi magari chi ha giocato anche a riposo, quindi era giusto dargli una pillola. Perché questi ragazzi hanno fame, quello che si è Quale pillola? Non ho percepito capito. dal campo è quello che lei sta chiedendo, avere fame e voglia di vincere a tutti i costi. Guarda, noi quello che vogliamo fare è continuare comunque a crescere, a cercare di alzare l'asticella. Beh. E chiaramente siamo all'inizio, abbiamo cambiato, abbiamo comunque introdotto tanti calciatori perché avevamo per forza la necessità di riempire la rosa ed è inevitabile che la base dell'anno scorso deve continuare ad avere quella mentalità e chi sta arrivando si sta adeguando in maniera importante. Ah, ho capito Fabio, sì, è buono che me l'hai detto perché così che all'inizio non avevo capito a cosa si riferisse l'allenamento post partita ai panchinari e quelli che sono entrati. Sì, sì, è una cosa che si fa, se gliel'hanno chiesta, domanda sprecata perché si fa sempre. Andiamo. Ripeto, di mettere del proprio perché ne abbiamo bisogno dei ragazzi nuovi sia per il presente, sicuramente saranno il futuro del Napoli, però ecco, adesso noi anche abbiamo bisogno oggi. Le prestazioni di chi giocava per la prima volta sono state comunque delle prestazioni, delle buone prestazioni. A voi? A voi. Ciao Antonio, ho detto che due delle cose che mi hanno colpito di più e volevo il tuo commento anche rispetto all'anno scorso, questa mi sembra una novità del tuo Napoli, la ferocia, la cattiveria con cui in trasferta dal primo minuto va a prendere l'avversario uomo contro uomo. Abbiamo visto Lobotka arrivare a marcare, ad asfissiare Fagioli quasi sulla linea dei difensori, Vero. impedire alla Fiorentina di giocare, lo ha ammesso anche Pioli, questa è la prima cosa, e la seconda, a me piace tantissimo questo movimento che tu fai fare a De Bruyne che decide se rimanere alto o giocare addirittura da secondo playmaker insieme a Lobotka. Volevo un tuo commento su questi due sì. aspetti del tuo Napoli. Guarda, sul discorso di Kevin, Kevin. abbiamo cercato di trovare una soluzione. Io penso che un allenatore bravo deve comunque cercare di trovare una soluzione, cercare di mettere comunque Arriva al punto, dai. non dico i migliori, però I migliori. cercare di fare come l'anno scorso. Lobotka, Anghissà e McTominay sono stati un po', no? Oltre, vabbè, tutti quanti, però i tre centrocampisti sono stati molto importanti nella vittoria dello scudetto. L'arrivo di De Bruyne, di Kevin, poteva... È quasi, ma non lo so che cosa dirà. Però è quasi, voglio, perché poi l'acquisto di De Bruyne viene prima della conferma di Conte, questo diciamocelo, nel senso che poteva anche essere uno di quegli acquisti che magari lo convince, guarda siamo seri, abbiamo intenzione di fare la squadra ancora più forte, o anche quello eventuale di calmare una piazza che con l'addio di Conte avrebbe potuto pensare ok, dobbiamo ricominciare da capo, magari ci indeboliamo, e invece già il Napoli poteva risponderti però io ti ho preso De Bruyne, cioè può cambiare l'allenatore ma io voglio fare comunque una squadra forte. È come se Conte stia dicendo noi a centrocampo quei tre già erano forti in teoria, dovevo aumentare la panchina da qualche altra parte, non a centrocampo, però mi avete premiato De Bruyne, trovo il modo di farlo, di utilizzarlo da titolare. Così fa presupporre che uno dei tre dovesse stare fuori o comunque fare delle rotazioni. Io penso che quello che stiamo facendo, il ruolo che stiamo ritagliando a Kevin sia un ruolo perfetto per lui, anche perché comunque lui piace giocare la palla, quindi questa libertà di movimento. Noi cerchiamo di dare meno punti di riferimento agli avversari, questo è bellissimo. cerchiamo di occupare comunque determinate posizioni. Per quello che riguarda la pressione, anche l'anno scorso non la facevamo. Vero? Cioè noi andavamo molto alti anche l'anno scorso, non so, magari sembrava meno evidente, ma io mi ricordo Jesus nell'area avversaria a prendere il... Bravo Conte qua, perché
non facciamo passare questa cosa come una novità assoluta che quest'anno facciamo. Adesso ti sta raccontando di Juan Jesus che stava nell'area avversaria e lo abbiamo fatto in varie volte. Se non sbaglio andava a prendere anche Cop Miners fino in fondo all'altra area. Per citare una partita, e credo la mia memoria non mi inganni. Ma fa bene Conte a dire a Stramaccioni, guarda che lo facevamo già, magari era meno evidente, magari non l'hai visto, però lo facevamo già. La loro mezzala o Rachmani, già dall'anno scorso facciamo questo, è inevitabile che comunque andando avanti con lo stesso gruppo, con la stessa idea, perché poi pressare in questa maniera ti espone a dei rischi, però al tempo stesso gli altri fanno fatica, Esatto. a giocare. Detto questo, devi essere bravo e preparato a fare questo tipo di situazioni, perché comunque lasci sempre 50 metri di campo alle spalle, quindi hai dei pro. 50 metri di campo alle spalle che quando hai un Buongiorno in forma te lo puoi permettere, perché un Buongiorno che si fa l'1 contro 1 anche in velocità non ti senti completamente esposto. Contro, ecco perché spesso e volentieri a rimetterlo dal punto di vista tattico con video, contro video di allenamenti che noi facciamo. Mister, abbiamo 5 minuti da regolamento interviste, io avrei 150 domande da farle, quindi le Fanne provo a una fare. buona. Domande flash, risposte flash con degli aggettivi, mi dica lei. Un aggettivo per Højlund. Aggettivo per Højlund. Giovane e promettente. Giovane e promettente. Ho Giovane. visto De Bruyne. Non giovane. Per questo De Bruyne, Kevin è un po' il genio, no? Cioè, nel senso che stiamo cercando di ritagliargli un ruolo nuovo che sia congeniale, ecco, a quello che lui in questo momento ci può dare, perché comunque ha grande qualità, vede delle situazioni che difficilmente vedono, ha personalità e al tempo stesso Per la Champions che sta per cominciare. Per la Champions che sta per cominciare. Andremo da buoni alunni, io per primo, Alunni. da buoni alunni a studiare dai maestri, sperando un giorno che l'alunno possa alla fine superare il maestro. Ecco. E uno per te, Antonio. Uno per Conte. Un aggettivo per te, sempre più affamato. Non mangi al qua, Antonio, sempre più affamato. Per me purtroppo mi rendo Ha conto perso che- quella palla a Ghissa sul 3-0, per poco te lo mangi, Antonio. Quella palla sul 3-0 orizzontale che a Ghissa. Ma perché comunque dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine. Ecco, se oggi devo trovare Trovalo. un qualcosa che non mi ha soddisfatto, sicuramente la parte finale. Poi Ecco. i ragazzi lo sanno, io li voglio bene a tutti, sono un fratello maggiore, ho un papà, ho questa l'età, e loro lo sanno le cose che abbiamo fatto positive e sanno dove dobbiamo migliorare se vogliamo continuare a dare fastidio. Ecco. Grazie Conte. Bene, diamo fastidio. A posto. Apriamo il tema portiere. Allora, avevo letto tra i peggiori Milinkovic-Savic. Gazzella ci dice: io ci tengo a difendere Vania, per me sul gol non è fatto una papera, fa 2 belle parate invece, e lo dico da super fan di Meret. Mi piace l'aggiunta finale perché poi non si deve creare sempre la differenza e la dicotomia che se uno non gli piace Meret dovrà difendere Savic oppure viceversa. Adesso potrete sentire magari che ci si accanirà sulla non parata, perché quella non è una non parata sul gol di Ranieri. Devi cadere, ecco, io in reaction dico devi cadere più in fretta. La struttura di Savic è una struttura che è difficile far cadere subito, devi proprio togliere le gambe dal torso per usare la forza di gravità per cadere. Non era facile, secondo me. Fa una grande parata, specialmente quella là sui piedi, credo fosse su Piccoli. Quella grande parata che ti mantiene in piedi e non ti fa finire in apprensione. Cerchiamo semplicemente questo, cioè al di là di quelle che uno possa avere le preferenze, che è normale avere delle preferenze, si è visto che sta più comodo nei lanci con i piedi, con grande tranquillità, alza la testa, non la ributta a caso, la butta con grande morbidezza, cercando sempre un compagno piazzato. Stava anche mandando direttamente in porta Di Lorenzo, forse là era fuori gioco, però abbiamo questa possibilità.
Adesso vediamo l'entità del problemino che ha avuto Meret, perché io ve l'avevo accennato, forse se il Manchester City è una squadra che continua a voler tenere la difesa a centrocampo, l'idea di un Milinkovic-Savic che può lanciare un Højlund in profondità, se recuperi palla velocemente, non è una cattiva idea. Non deve essere solo quella l'idea di gioco, senza dubbio, anzi mi piacerebbe vedere 11 facce di cazzo palleggiare anche addosso al Manchester City, ma l'idea di poter avere anche questa soluzione tattica mi sfinfera, mi sconfinfera. Lo dico da super fan del Napoli, sostenitori di tutti i calciatori. Vani abbia avviso leggermente fuori posizione sul gol. Ovviamente ci riferiamo solo alla partita e sostegno Max a tutti. Strano che Meret venga apprezzato di più quando non gioca, questo pure è interessante. Il Napoli è calato con l'entrata di Lucca perché non tiene palla, la squadra non sale e perdiamo la prima linea di pressione. Buono nel 4-3 come punta centrale, così no. Questo può essere pure un altro tema, ecco. Può essere pure un altro tema, nel senso che con il 4-3, con le due ali e con le sovrapposizioni eventuali dei terzini, un'ala ti entra dentro, fate conto, un Lang sulla sinistra che ti entra dentro, che lascia lo spazio a un Gutierrez che va sul fondo, il cross dal fondo, Lucca lo può incornare se arriva con grandi tempi e con precisione. Questo sicuramente è un tipo di gioco che potrebbe aiutare le caratteristiche di Lucca. La palla addosso, sui piedi, spalle alla porta, non è ancora la sua his best trait. I don't know, like, non è la cosa che fa meglio. Ecco, se ti aspetti quello, io non me l'aspettavo nemmeno da Højlund. Højlund me l'ha fatto vedere subito, per fortuna, perché poi al di là di quanto uno voglia difendere Lucca, a me mi interessa che il Napoli vada bene. Poi vediamo. Lucca, essendo un nostro asset, cerco di proteggerlo il più possibile, sempre con grande obiettività. Se ci sono delle cose che non mi piacciono e che non fa bene, ovviamente lo diciamo. Specialità, ecco, sì, forse cercavo quella parola là. Vania mi è sembrato sicuro, tanto con i piedi quanto sulle palle alte. Bravo, fai bene a mettermi in bocca adesso quest'altro tema, e cioè quello delle palle alte. Quando io ho visto saltare con grande, non solo con grande personalità, con autorità, saltare sulla testa di Piccoli, palla tua, poi Piccoli può prendersi una gamba addosso sulla schiena, una ginocchiata, una cosa. L'hai anticipato, palla tua, l'azione è finita, io là. Ah, che belle. Sono quelle azioni del portiere che ti danno una tranquillità e secondo me infondono anche tranquillità alla difesa. Che sanno che, i difensori sanno che se costringono gli avversari a fare dei cross morbidi alti non c'è problema. Ecco, devi solo evitare che possano mettere delle palle tagliate, belle a mezza altezza o rasoterra. Se eviti quello e li costringi a fare dei cross così, secondo me stai più tranquillo. Stai più tranquillo perché Vania ci va con grande personalità. Malini in occasione del gol, dove però ha due piccole giustificazioni. Vede il pallone all'ultimo sbucare dalle gambe di Anghissà. Sì, e qua Anghissà nell'occasione di Ranieri è quello di cui stavamo parlando prima, che Anghissà viene buttato a terra da uno e poi si rialza subito, perché siamo soliti, no? Non è che rimaniamo a terra a protestare, a cercare di chiamare il VAR. Ci rialziamo subito e poi cerca di andare a chiudere su Ranieri leggermente in ritardo. Secondo me la spinta lì si poteva anche chiamare, però non esageriamo, nel senso che mi rendo conto che sullo 0-3 si chiude anche un occhio, perché poi potrebbe essere visto come accanimento terapeutico. Buonasera Anna, Lang fa la fine di Ngonghe. Spero di no, nel senso che ho ancora buone speranze per Lang. Lang ha dei colpi che Ngonghe non ha. Tu, se vuoi fare gli highlights, gli edit, come dicono oggi, delle giocate di Lang, trovi delle belle cose, anche negli allenamenti. Di Ngonghe ne trovi di meno. Poi è chiaro, tutti possono avere delle skills che ti possono esaltare, poi le devi fare in partita. Per ora Lang deve ancora scavalcare delle gerarchie, deve farsi trovare più pronto. Può essere che stia anche facendo un lavoro di convincimento dell'allenatore per quanto riguarda la fase difensiva, perché è uno scotto da pagare che ha pagato anche Neres.
quando Lang arriverà al livello di Neres, che ha fatto già quel lavoro, e lo vedremo con un po' di continuità però, perché poi i pochi minuti a disposizione ti possono anche mortificare, non sempre puoi essere l'impact player come lo era Mertens, che poi gli misero addosso questa etichetta per un po' di tempo, è quello che spacca le partite, che te lo devi conservare per il secondo tempo. No, perché se lo sa fare nel secondo tempo è un di più, vuol dire che se ha più minuti a disposizione, e lo abbiamo visto, diventi il miglior marcatore della storia del Napoli. Io spero che Lang avrà più possibilità di farsi vedere di Ngonge, ha più potenziale, su questo ne sono convinto, insomma, che abbia molto più potenziale di Ngonge. Entrambi forse non amano la fase difensiva, si possono accomunare su questo, però io spero che Lang avrà le sue chance e che le sfrutti alla grande. Neres ed Elmas sono stati molto superficiali, soprattutto il secondo tempo. Dopo il tiro respinto da De Gea ha perso palla in modo molto banale. Il tiro respinto, sì, quando il tiro parato di piede. Buonasera. Non mi aspettavo in Oilund così forte fisicamente, mi aspettavo uno come Osimhen. Comunque ho capito perché del Neres a sinistra e Elmas a destra. Vani è incolpevole perché davanti. Io me la sono spiegata così, David. Più copertura su Gosens, solo questo. Elmas più copertura rispetto a Neres, più fase difensiva su Gosens, che comunque spingeva. È l'unica spiegazione che mi do. Se l'hanno chiesto poi a Conte nella conferenza, che quella era intervista, quella che ha mandato Fabio, se gliel'hanno chiesto in conferenza, vediamo lui cosa risponde. Come ho detto pochi minuti fa anche ad altri che me lo chiedevano, per me si poteva fare il contrario, cioè Neres a destra e Elmas a sinistra, e ritornare a una situazione di 4-3-3 anche più classico, più schematico. McTominay, Lobotka o Gilmour dopo con Anghissà, Elmas, Lucca e Neres davanti e la difesa a 4. Secondo me si poteva fare, potevamo abbassarci lo stesso perché la Fiorentina era in pressing. KDB da ala con Scott mezzala, è una squadra che gioca meno in aria, causa Oilund di mezzo alla specialità di Scott. Però KDB da ala non mi trovo, Simone. Purtroppo questo modulo terrà sempre fuori una specialità per giocatore. Scott ANV robot. Ma non lo so ANV robot che significa. Però KDB da ala no. KDB sempre in quella posizione ibrida dove quando la palla c'ha la Fiorentina, KDB viene a fare il primo pressing insieme a Oilund e McTominay è lui l'ala. Poi quando il Napoli ha la palla, KDB decide, fa la spola, viene un pochino vicino Lobotka, va in avanti, spesso è andato lui in avanti vicino Oilund per fare la rifinitura, è andato anche in profondità un paio di volte. Poi è chiaro che in questo schema un pochino McTominay lo sacrifichi a fare tutto un lavoro sporco che lui fa e che comunque è redditizio, perché la presenza di McTominay in campo è devastante per gli avversari, perché si mette a fare tutto quel lavoro ed è un di più che noi dobbiamo apprezzare. Poi non vi preoccupate, come lo ha fatto nella prima partita, i suoi gol McTominay li farà. L'importante è che il Napoli con questo schema, come ha dimostrato nei primi 60 minuti, comunque riesce a essere dominante e riesce ad avere la reaggressione alta dove la squadra avversaria viene asfissiata e non riescono ad uscire. Finché il Napoli riesce a fare questo, io tutta la problematica di perdere la specialità non me la pongo, onestamente. Ci sono troppe cose positive rispetto al perdere gli inserimenti in area di McTominay, che ripeto comunque lui fa, comunque lui tende a riempire l'area e lo farà. Molto dipende però dagli avversari. Con il Sassuolo, difesa a 4, si inserisce meglio McTominay a riempire l'area. Con la difesa a 3 per esempio della Fiorentina, già diverso, e quindi molto dipenderà anche dagli avversari. State tranquillissimi che è tutto chiaro. Un Napoli dominante. Oilund mi ha impressionato oltre le mie aspettative. Buongiorno, un mostro, con lui in campo è tutta un'altra cosa. Felicissimo per la vittoria, ma ancora di più per il futuro. Eres è tornato dietro a difendere, sta imparando la fase difensiva. Conte etichetta da sempre i giocatori come difensivi e offensivi e non cambia più idea.
Neres è tornato. Sì, lo deve fare, ma lo devono fare tutti. E dobbiamo scordarci che esistono i giocatori. Esistono quei giocatori che ti fanno la differenza e che gli dai anche la licenza di non tornare. Lo voglio sottolineare perché si poteva pensare tu De Bruyne lo lasci fare quello che deve fare vicino alla punta. De Bruyne li rincorre gli avversari. Lo voglio sottolineare perché è quello che magari ha più status e potrebbe anche dire io mi devo gestire anche l'età che ho e fisicamente. Signori, Kevin dà l'esempio, io lo vedo rincorrere gli avversari, lo vedo partecipare al primo pressing e lo vedo anche rincorrere all'indietro. Questo significa che se lo fa Kevin De Bruyne non può permettersi un Lang di non farlo, non può permettersi un Neres di rimanere là, e altrimenti si faranno sempre preferire quelli che lo fanno, ovvero Politano lo fa, McTominay con grande sacrificio prende e torna indietro, lo fanno. 3-0, 3-0, poi diventa 3-1, peccato. Se tutta questa fase difensiva comunque non ti toglie gol in avanti e possibilità di segnare, stiamo a posto, stiamo proprio a cavallo. La cosa che più impressiona è in quanto poco tempo riusciamo a recuperare il pallone. Sì, questo blocca molto gli avversari. Tra l'altro, questa è la caratteristica principale di quel Guardiola che poi è diventato leggendario. Più del tiki-taka è la sua capacità di recuperare il pallone nel momento in cui la perdono, subito addosso. E questo è una cosa che, per esempio, De Bruyne ha nel suo curriculum per aver lavorato tanti anni con Guardiola e che lo aveva anche con il Barcellona. Se il Napoli fa questo, non ci paragoniamo al Barcellona, non ci paragoniamo a Guardiola, però è una caratteristica del Napoli che può dare molto fastidio agli avversari. Questo quando hai tu la palla e la perdi e la vai a riconquistare subito. In fase difensiva è tutto un altro paio di maniche. Sarà molto interessante vedere la partita col Manchester, perché non so in che tipo di forma stanno, non ne ho proprio idea, quindi non mi sbilancio ancora. Conte ha ricordato Daniele a fine conferenza perché l'anno scorso proprio a Firenze non se l'era sentita. Oh, carino. Nando mi ha fatto morire. Aspetta, che ha scritto Nando? Non me lo voglio perdere perché ho letto che state leggendo, state ridendo. E teniamo ancora questo. Teniamo ancora Gutierrez in celofanato in due sgabuzzini. Un'altra freccia, un'altra arma che possiamo liberare al momento opportuno. 4-1 contro queste squadre aperte ed offensive e una manna dal cielo. Domani godiamoci il derby di Manchester. Ah già! Grande Francesco. Mi ero scordato sta cosa. Domani ci sono i due Manchester. Andrebbe studiata, andrebbe vista, andrebbe quasi fatto un'analisi. Vediamo se ci riesco. Se lasciate molti like il ricattuccio social, se lasciate 1000 like su questa live vi faccio arrivare l'analisi del buon Fabio, come dice Gaboman. No, se riesco a farlo lo faccio a prescindere dai vostri like, perché interessa prima a me farlo e voglio arrivare preparato alla partita col Manchester. Adesso ci saranno tutte cose a catena e non ci sarà tempo per fare niente. Speriamo di vendere Lucca giù. Mamma mia, troppo. Calma, Raffo, calma. Fermo. Però, qualora si dovesse fare, il fatto che il Napoli ammortizza la metà dell'intero cartellino invece di scaglionarli come lo fanno gli ammortamenti le altre squadre, se te lo pagano, però te lo devono pagare comunque la metà più qualcosa, altrimenti ci perdi. Ma non è così che si ragiona in una squadra di calcio. Tu devi ancora lavorarci e un anno, lo sappiamo, non fatemi fare gli esempi di tutti che fanno gli esempi, ma io Zidane! Non sto paragonando Lucca a Zidane, non sto paragonando Lucca a Decatelare. Lucca non è un giocatore nuovo del campionato italiano che si deve adattare al campionato italiano, si deve adattare solo a una maglietta che è più pesante rispetto a quella dell'Udinese, senza dubbio, e ci stanno anche delle aspettative, ne ha parlato Conte, non ne ho parlato io, aspettative di squadra e di ambiente superiori a quelli che a cui Lucca era abituato. Il Napoli adesso
è chiamato a vincere tutte le partite. Poi tu puoi steccarle, poi puoi sbagliarla una partita, ti può andare male, puoi essere sfortunato o puoi trovare avversari più forti. Per il Napoli ad oggi è chiamato a vincere tutte le partite. Se hai un'occasione sotto porta sei chiamato a segnare. Con altre squadre tu, vabbè, questa l'hai sbagliata, però almeno c'eri, eccetera eccetera. Questo poi è il salto che devono fare dei giocatori che hanno potenziale e che poi si ritrovano in una grande squadra. La cosa bella è che oggi noi siamo una grande squadra e lo dobbiamo dire con grande orgoglio, con precisione e affermandolo con grande tranquillità. Siamo una squadra tosta, siamo una squadra rispettabile, rispettata, una squadra che non viene presa a pugni e a pallonate da nessuno e diciamo la nostra in Italia, sperando di poter dire la nostra anche in Europa. Sono arrivato ora, so dei vocali che non vanno, si è parlato già del fallo netto sul gol subito, rosico perché volevo la porta inviolata, anche io caro Domenico, anche perché vabbè, il discorso fantacalcio veramente lascia il tempo che trova perché tengo tutti i portieri di tutta la Serie A nei vari fantacalci che faccio, quindi non vale. Però sì, nel mantra quello l'altro tengo la porta del Napoli, quindi mi avrebbe fatto piacere, al di là del fantacalcio, era importante anche psicologicamente. Vogliamo vederla in positivo? Visto che una grande prestazione di Milinkovic-Savic avrebbe potuto deprimere Meret in maniera seria, anche se il ragazzo poi alla fine poi si riprende quasi sempre, però voglio dire, una prestazione limpida, cristallina di Milinkovic-Savic con clean sheet dopo l'infortunio di Meret avrebbe potuto portare Meret a dire oh, ha perso il posto, perché è una cosa evidente che ho detto anche io pubblicamente quando me l'hanno chiesto. Parte Meret titolare nelle gerarchie, anche una pressione di rispetto nello spogliatoio, e poi se capita un infortunio vediamo come risponde Milinkovic-Savic, volendola vedere in maniera proprio affettiva. Il gol che subisce Milinkovic-Savic potrebbe dare una spinta a Meret a dire l'hai preso un gol, sai, è anche dare agio a chi difende Meret a prescindere di attaccare. Io spero che non si attacchi perché poi è un giochino che non fa bene a nessuno. L'analisi tecnica va benissimo ed è legittima, poi vediamo. Rasmus è un inedito, te ne parla come Lukaku e corre, e diventa poi il Lukaku dell'epoca di qualche anno fa. Veramente una grandissima sorpresa. Un Napoli bello dentro e fuori dal campo, vittoria dopo vittoria cresce il brand, tra merchandising, biglietti venduti e visibilità social, cresce l'appetibilità verso questa maglia. Sì, sul merchandising purtroppo io piano, nel senso che sì, magari in Italia sì, non lo metto in dubbio, all'estero no, però è un percorso che si deve fare, mi rendo conto che ci voglia del tempo e specialmente con l'autoproduzione non è facile. Per il resto, lo sapete, il mio slogan, crescere è l'unica cosa che conta, se si riesce a crescere, e stiamo crescendo di anno in anno, il piacere mio è proprio questo, che si continui a crescere e dimostrare di essere una forza. Quest'anno, nello specifico, crescere significa anche ripetersi sul campo. Capiamoci che vincere non è l'unica cosa che conta, ma in un anno di transizione dove le varie forze solite, la Juventus con Tudor, Chivu per il mal di testa, l'Inter con Chivu, il ritorno di Allegri al Milan, le difficoltà della Lazio, le difficoltà che può avere l'Atalanta, una Roma che forse con Gasperini ha indovinato la scelta, ma si deve rifare. Il Napoli aveva l'opportunità di colmare quel vuoto di potere e quindi sì, crescere è l'unica cosa che conta. Ti farebbe crescere ancora di più il vincere di nuovo, che è una cosa mai fatta, la vittoria consecutiva, 2 volte consecutive, e darebbe una spinta che altro che il merchandise, darebbe una spinta veramente importante, anche perché De Bruyne è stato chiaro, io non è che sono venuto al Napoli perché ci sta Conte, De Bruyne se ne frega altamente, però vede una squadra che l'anno scorso vince lo scudetto, che quindi farà la Champions da
da campione della propria lega, io ci vado al Napoli. E quindi l'attrattività anche per i nuovi tifosi si fa con le vittorie. Purtroppo, e lo dico purtroppo perché è un po' semplicistica, a noi piace andare nel profondo al di là del risultato. Però quest'anno, se va tutto come deve andare, è molto molto importante riuscire a piazzare un colpo, una doppietta. E quando parlo di doppietta non dico nemmeno necessariamente il campionato. Se tu ci aggiungi anche una Coppa Italia, una Supercoppa, significa dare continuità alle vittorie, e credetemi non è poco. 4-3-3 contro il City, Lang e Neres salati di Højlund, sei un matto. Nel senso che va benissimo, è come se non si può fare, alla grande proprio, magari la Champions con un City che non ti viene a marcare asfissiante, che lascia più spazi. Io sono con te, non so se Conte è con te, nel senso che devi tenere presente la possibilità che il City si tenga il pallone e che non ti faccia fare il possesso palla che hai fatto contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. Nel momento in cui sai di partenza, e lo sanno tutte le squadre del mondo, non solo il Napoli, lo sai che contro il City devi concedere per una questione proprio naturale, il pallone va come una calamita tra i piedi loro, devi tenere presente dei giocatori che hanno la propensione anche a rispettare le preventive, a fare i raddoppi, a fare le corse all'indietro, cosa che credo Lang con Neres diventa un po' difficile per Conte. È molto affascinante l'idea e magari nel secondo tempo lo possiamo anche vedere, ma resterei molto sorpreso se Conte fa una scelta del genere per il Manchester City. Concedimi di essere un pochino dubbioso. Pareri su Juve e Inter e anche sulla RefCam. Allora, la RefCam prima di tutto ci consegnerà dei meme senza precedenti. Cioè, la faccia dei due Thuram è il primo che ho visto. Ho visto anche una Cerbi che voleva fare il simpatico, diventa un meme vivente perché poi è il POV, è il point of view dell'arbitro e quindi li vedi sotto un altro aspetto i giocatori. E quindi la grande base di meme. Al di là di questo mi piace avere un altro punto di vista con cui vedere il calcio, vediamo altre cose, che è bello quando si aumentano delle cose. Per quanto riguarda Juve e Inter, io ho visto un po' più distrattamente, l'avevo vista all'inizio e avevo visto una Juve molto difensiva, subire l'Inter all'inizio ma passare in vantaggio. La Juve che decide di mettere McKennie terzino sinistro, di mettere Kalulu esterno e non Joao Mario, quindi quasi una scelta molto conservativa, lasciando quasi volontariamente l'iniziativa all'Inter. Poi hanno dimostrato onestamente entrambe di avere potenza da fuoco, senza alcun dubbio sotto tutti i punti di vista, capacità sui piazzati, capacità anche di gol dalla distanza, che è bello che si stia provando perché sono quei gol che ti esaltano anche, e hanno dimostrato una difesa non impenetrabile con i portieri onestamente. Vedi, noi ci facciamo le pulci a Savic, facciamo le pulci a Meret. Sommer è andato con la mano un po' moscia in un paio di occasioni, lo stesso di Gregorio non mi è sembrato impeccabile sul gol di Çalhanoğlu. Quindi io preferisco un 4-4, 4-3 come va a finire rispetto a partite bloccate per lo spettacolo e per tutto il che. Di solito le difese non impenetrabili è difficile che sul lungo nel campionato italiano vanno fino in fondo. Sono due squadre che restano temibili, è troppo presto per escludere l'Inter, però ti dico la verità, se storicamente negli ultimi anni si è chiuso massimo a 4 sconfitte totali per vincere lo scudetto, già che l'Inter si sia giocato 2 bonus, con la Juve ci sta, ma con la Udinese no. Già che ti sei giocato 2 bonus vuol dire che devi fare poi 35 partite di fila, 34, senza perderne, ne puoi perdere solo 2. Ranieri ha dimostrato di saperlo fare con quella Roma, quindi lo può fare anche l'Inter. Tutto dipenderà dal Chivu per il mal di testa.
Riusciranno i nostri eroi, i loro eroi, a mantenere Kivu credibile nei confronti della piazza e quindi nei confronti dei calciatori? Che questa poi per me è una delle chiavi delle analisi di tutti i campionati. Tudor è credibile? Probabilmente sì. Kivu è credibile? Non lo so. Allegri è credibile? Sì, però non convince sul campo sempre. Se troverà la quadra Allegri, le solite tre stanno lì ad alternarsi e non vedo una forza più schiacciante dell'altra. Vedo squadre abbastanza equilibrate tutte quest'anno e magari ci vediamo un campionato più simile a quello che si concluse con la vittoria del Milan quando avevamo Inter e Napoli, il primo anno di Spalletti. E chi scivola cade, e chi cade poi lascia spazio agli altri. Secondo me sarà divertente. Vale, leggi Fabio sopra, ha scritto una cosa importante. Conte Sky. Vale, Conte ha litigato a Sky. In studio hanno provato a sminuire la Fiorentina definendola una squadra di giocatori bravini. Ha risposto: se iniziate così, sminuendo la nostra vittoria, parliamo di altro. Gasa. Hai gasato Fabio, ha gasato Conte. Bene. Voglio che cacchio, No, nel senso che tu puoi anche guardare la vittoria della Norvegia, 11 gol contro la Moldova, e tu dici, vabbè, ma è la Moldova. Sì, ma se l'Italia ne ha fatti solo 2 alla Moldova, avrà un valore quello che ha fatto la Norvegia. Quindi dobbiamo cominciare, e in generale, è la solita domanda di chi poi l'analisi non la fa e resta in superficie. Più meriti del Napoli o dei meriti della Fiorentina? La vedo banalotta come cosa, cioè nel senso stiamo parlando comunque di squadre ad alto livello e anche con le squadre di bassissimo livello capita l'inciampo della grande squadra. Quando una grande squadra fa la grande squadra, a me non interessa se Pioli non ha messo Fazzini, se ha scelto Som, se ha scelto Dzeko. Va benissimo, sono dei problemi che se li devono fare loro internamente. A me l'importante è che tu con qualunque avversario stai affrontando la affronti con l'approccio giusto, il piglio è quello giusto per andare a vincere la partita, metti i presupposti, fai gol, asfissi l'avversario. Fa bene Conte a ribadire questa cosa, perché non esiste se cominciamo così, perché poi l'anno scorso l'ha perso l'Inter, non l'ha vinto il Napoli. Questa qua la partita l'ha persa la Fiorentina, non l'ha vinto il Napoli, e non la finiamo più. E veramente siete mortificanti a quel punto. Rossella, per favore fai l'analisi del derby di Manchester. Ma tu hai lasciato il like? No, al di là del like cerco di farlo, vediamo se non mi divorzia, perché poi non è facile, una vita dove io di notte vado a suonare, di giorno partite una dietro all'altra, e giustamente mi rendo conto che non è facile starmi dietro, però farò il possibile. Stasera aprirai i rubinetti o viene Guido o che ce ne ama a cuccà? Allora, Guido mi ha detto che è ancora al lavoro. Gli ho chiesto se riusciva a mandarmi un vocale che vi potrei far sentire se dovesse arrivare via microfono qui. Purtroppo oggi grandi problematiche tecniche devo risolvere, vi chiedo scusa. Vediamo come riusciamo a chiudere. Rasmus mi sembra più tecnico di Osi con i piedi. Sono d'accordo. È più all-round player, cioè come faccio a dire all-rounder? Sembra un po' tutto più completo. Osimhen è più esplosivo, probabilmente nella velocità anche sul lungo. Credo che Rasmus nel breve si possa muovere meglio. Osimhen probabilmente di testa forse anche più forte di Højlund, però Højlund si è visto che fisicamente si fa rispettare, quindi molto molto bene. È chiaro, Osimhen ci ha dato quello che ci ha dato, capitolo chiuso, e per come poi si è comportato nel finale non rientrerà nel futuro probabilmente nelle classifiche, perché nelle classifiche resterà Cavani.
Higuain restano così, poi spunta Mertens che comunque ha fatto più gol di tutti. Secondo me quei tre resteranno, e Osimhen aveva la possibilità, avendo vinto uno scudetto con noi da protagonista, aveva la possibilità di insediare le classifiche del futuro quando si parla con nostalgia dei giocatori passati. Purtroppo o per fortuna o semplicemente perché è così, poi il comportamento, certi comportamenti cambiano la storia anche della memoria che tu lascerai nella testa di tutti, e quindi credetemi, credo che ce lo dimenticheremo, e già basta una partita di Højlund per vedere delle cose, va bene, proprio va bene così. Patate italiane o americane, non sto parlando di cibo. Amico mio, sono sposato. Che vuoi che ti dica? Senza dubbio. Il problema non è Lucca, ma chi l'ha voluto. Quindi Conte, perché là è un acquisto in concerto tra Conte e Mann, poi anche della Re, mettiamoli sempre tutti e tre, perché sennò si piglia collera Lombardo. Quindi il problema non è Lucca, ma chi l'ha voluto. Il problema è Conte, perché Conte aveva detto, parlando di Lucca, la sua presenza in aria gli era piaciuto contro l'Udinese, quindi rappresentava un certo tipo di giocatore che con caratteristiche diverse ti poteva anche... A me sta bene avere anche un giocatore con caratteristiche diverse, nel senso lo specialista del colpo di testa. È chiaro che se non parliamo di un fuoriclasse assoluto che ha tutte le caselle al 99, se hai la specialità del colpo di testa non sarà bravo con i piedi come lo è un brevilineo. Quindi la scelta di uno specialista è chiaro che ti porta ad avere meno caratteristiche, meno numeri sulle altre caratteristiche. A me sta bene che il Napoli abbia anche degli specialisti per creare, per avere un'arma in più in certe partite che ti può tornare utile. Se invece chiedi o avevi intravisto in Lucca la possibilità di diventare quello che è Lukaku, secondo me forse non ci arriverà mai a fare. Ecco, è strano dirlo dopo una partita, ma già in Højlund abbiamo visto tutte quelle caratteristiche che Lukaku aveva e che ha. Lucca fa un po' più di difficoltà a fare quel lavoro là, onestamente. Quindi, se la scelta è avere un giocatore con caratteristiche diverse, bene. Se la scelta è il futuro Lukaku e Lucca perché l'ho individuato e so di poterlo farlo crescere così, non lo so. Onestamente non lo so. E non so nemmeno se Conte alla fine ragiona a lunghissimo termine o ragiona solo su questo triennio che poi sono gli accordi. Poi tu potresti anche andartela l'anno prossimo, potresti anche rinnovare per altri 3 anni, e sarebbe ideale avere una continuità tecnica in modo tale che le scelte di oggi puoi raccoglierne tu stesso, Conte, i frutti tra un anno o 2. Lo sta ripetendo spesso, dice: i giocatori che sono arrivati sono alcuni il presente ma soprattutto il futuro del Napoli. Beukema diventerà il nuovo Rachmani. E tu che fai, Conte? Te ne vai l'anno prossimo? Non ti va di raccogliere i frutti del tuo lavoro, che ti hai fatto crescere un Beukema a Napoli, e adesso ti ritrovi un giocatore di grande affidabilità che rappresenta il futuro, il nuovo olandese, il nuovo Rudi Kroll? Quindi io mi auguro che l'idillio possa continuare alla grande, quindi non ce la faccio a dire che il problema è Conte, Mann e De Laurentiis in questo caso. Alla grande proprio. Ok, Lucca no, ma al posto di Lucca chi poteva prendere da tenere buono in panchina? Ecco, questo è un altro paio di maniche. Se avessi preso un Kean al posto di Lucca, probabilmente non sarebbe arrivato Højlund. Avendo preso un Lucca, secondo me ci sta come valore intrinseco del giocatore, al di là di quello che l'hai pagato, ci sta che si possa chiedere a Lucca: sei ancora in fase di crescita, non scalpitare, non c'è problema. Oltretutto ne parla, lo dice il campo che non è ancora pronto e che deve fare ancora un percorso. Quindi al di là di quello che può essere lo status di Lucca, non c'è problema. Io credo che se fosse arrivato uno più pesante di Lucca, facciamo il nome che si era fatto di Darwin Núñez, non credo che gli puoi affiancare Højlund a Darwin Núñez. Gioca Darwin Núñez e poi prendi un Pinamonti, o poi prendi un Lucca che magari
magari sarebbe andato al Milan, non lo so. Però se avessi preso un Keane con l'infortunio di Lukaku, avresti preso probabilmente al posto di Lukaku uno più piccolo di Højlund in potenziale, credo. Conte lo ripete spesso perché sa benissimo che i nuovi non sono ancora pronti al 100%, magari sono al 60-70%. Ma sì, ma fa bene a dirlo, vedi, lui ha messo anche le mani avanti dicendo ci possono essere degli errori. L'ultima conferenza lui è stato molto riflessivo, non ha risposto a valanga, ci ha pensato bene, si è preso delle pause proprio per dire le parole giuste, parole che servivano a tenere calmo l'ambiente, senza esaltazioni generali e senza quella fretta di voler giudicare, cosa che mi dispiace Antonio, ma sta avvenendo ugualmente. E quando Conte ci dice possono capitare anche degli errori e dobbiamo avere pazienza, non si riferiva solo a Beukema, non si riferiva solamente a Højlund, si può riferire anche a Lucca, perché noi adesso giudichiamo quelli che sono entrati, Beukema, KDB non c'è bisogno di giudicarlo, ma Beukema e Højlund, Conte ci aveva detto dobbiamo portare un po' di pazienza se fanno qualche errore, sono stati decisivi, hanno segnato pure tutti e due. Prendiamo queste parole e applichiamole a Lucca, anche se è stato inserito prima degli altri, ha forse bisogno di più tempo. E quindi cerchiamo di seguire il nostro allenatore sotto questo punto di vista per non crearci un problema in casa. Si farà perdonare in Champions? Amen, nel senso che è il bomber di scorta, ricordiamocelo, Simeone, che era a Liverpool, che si fa male Osimhen, Simeone segna e si bacia il tatuaggio. Il bomber di scorta in Champions può anche andare bene. Anche Raspadori andava molto bene quando doveva poi sostituire Osimhen in Champions. Facevamo gol a raffica. E vuoi vedere che ne sai? Ad oggi per me è difficile immaginarlo, perché mi sembra un po' stiff, e non lo so come tradurlo, stiff, cioè un po' ingottato, un po' ingessato, ma magari gli basta solo un gol che lo sblocca psicologicamente e lo vedi più sciolto anche fisicamente. Ci sta, Lucca è sempre stato un prospetto, il Napoli è azzardato pensando di avere un Lukaku in età avanzata. Pensando di avere un Lukaku in età avanzata che però un altro anno te lo faceva alla titolare. Visto che è arrivato l'infortunio non previsto, che tu devi sempre prevedere in teoria, dici, pensare con pessimismo, dice se si fa male questo cosa facciamo? E il Napoli ha fatto con il tesoretto, cioè nel senso con i soldi che tenevi, e li tenevi, hai potuto reinvestirli non dirottandoli sul centrocampista, ma prendendo una punta di tutto rispetto. Io mi aspettavo più Lucca stasera e Højlund giovedì. Anche io, Marione. Anche io. Qua Conte ha sorpreso tutti, perché io ho dato la mia formazione, mi ero posto il dubbio di Buongiorno, dice se ha recuperato, al massimo puoi pensare di gestirlo. Però, me lo spiego, il puntino lo unisco dicendo, Conte ha detto anche, gli manca il ritmo gara, cioè la partita intera. Quindi ha utilizzato, tra virgolette, questa partita con la Fiorentina per far riprendere il ritmo gara contro comunque Ken, che non è un giocatore scarso, quindi riprendi confidenza con una partita intera di duello e quindi Buongiorno si può utilizzare, si può considerare recuperato ampiamente. Non lo so se avrà bisogno di gestione, ad oggi io lo considero titolare sempre e si va avanti. Per quanto riguarda l'attacco, ero convinto che fosse Lucca oggi e Højlund contro il Manchester, anche per non farlo deprimere troppo. Conte ci ha risposto l'anno scorso quando ci parlava di Rafa Marin, quando i giocatori mi chiedono mister ma perché non gioco, perché non mi dai una chance? Perché io devo vincere le partite. Ha visto Højlund evidentemente quei due allenamenti, così ha detto questo rispetto a Lucca è molto più avanti, è guaglione, quindi può recuperare anche la forma, non ha bisogno di turnover, siamo a inizio stagione, quindi manco a dire me lo conservo per farlo stare fresco, starà freschissimo anche giovedì con il Manchester, non c'è problema. Tra l'altro sabato, giovedì c'è un po' di spazio a disposizione, c'è il tempo per farli recuperare tutti. E Conte avrà visto che la differenza tra Højlund e Lucca ad oggi è ancora ampia, ha da vincere partita.
Stefano, purtroppo Lucca secondo me paga anche il fatto di essere l'attaccante antitifoso del Napoli. A noi piace l'attaccante tecnico. Questo è un altro... Questo pure è un tema sfizioso, perché siamo abituati a quell'attaccante là, hai ragione. Quando poi abbiamo avuto il Pavolettone, tu citi Petagna, eccetera, eccetera, che poi Petagna pure era atipico, nel senso che aveva più tecnica che capacità aerobiche, nel senso che sì, era grosso, però toccava meglio il pallone di quanto non utilizzasse i colpi di testa, perché poi era pesante, non saltava. Secondo me Lucca salta. Lucca di testa si fa rispettare rispetto a Petagna. Ci sta questo discorso. Secondo me partiamo da una base. Il prezzo. Il Napoli, e avevo letto un messaggio di Francesco Fucci che diceva: siamo passati dal spendi i soldi al e spese trop, e non c'è equilibrio ovviamente nel tifoso del Napoli. Io invece i conti in tasca sotto questo punto di vista non mi interessa farli finché stiamo tutto a posto e non andiamo in fase debitoria. Il Napoli ce li ha, li spendesse bene, quindi quei soldi li puoi spendere anche in un altro modo, quello va benissimo. Il fatto invece di dare il giudizio in base a quello che è il cartellino mi piace di meno. Il distinto si fa, è una cosa naturale, perché anche tutto il resto del racconto calcistico è fatto così. È stato costato tanto, ti deve dare tanto a gol, cioè ti deve dare, per quanti milioni ha spesi, deve fare un gol ogni 500.000 che l'hai speso. È un peccato leggerla così, però si paga sì quello, il cartellino e il fatto che non sia uno dei classici attaccanti nostri. Anche con Osimhen, se vogliamo, ve lo ricordate il giudizio? Osimhen fa per e per. Perché? Perché il tifoso bravo, come dici tu, cioè tra Higuain, Mertens, lo stesso Cavani, che poi vabbè lui era letale, però vedi l'attaccante che è più forte fisicamente rispetto alla tecnica e qualche tifoso lo rigetta. Poi però Osimhen fa quell'esploit, al di là di quello che è stato. Bello. Finitela di essere trancianti con i vari Lucca e Lang, abbiate la decenza di aspettare almeno metà stagione. Io non dico una stagione intera perché è troppo, però almeno metà. Ma guardando le partite di Lucca l'avreste preso, e per tutti quei soldi vorrei capire. Ecco, io te lo dico, no, io no. Poi nel momento in cui lo prendi, io aspetto di vederlo con continuità nella mia squadra, perché deve avere l'impatto, eccetera, eccetera. Dalle poche partite che ho visto dei gol importanti, ho visto anche dei colpi importanti sicuramente. C'erano altri profili che mi piacevano di più, e forse non lo so se con lo stesso prezzo, qualcosa di meno, forse qualcosa di più. Se ne può parlare perché adesso è nostro Højlund, non come situazione di emergenza perché si è fatta male a Lukaku, ma Højlund come prima scelta. Io avrei scelto quello, ma pure prima di Lukaku l'avrei portato a casa l'anno scorso. Quindi leggiamola in questo modo: Højlund preso come vice Lukaku e Lucca preso a fine mercato post infortunio. Vedi? L'abbiamo chiusa così, perché proprio questo ti stavo dicendo. Io avrei devi prendere l'attaccante Højlund a luglio, poi si è fatta ma però noi stavamo su Nunez, ricordatevi. Poi magari erano dei prezzi che il Napoli non voleva andare oltre una certa soglia, però ci ha detto Romano che Nunez aveva detto di sì, quindi il Napoli l'aveva quest'idea qua, cioè quella di affiancare a Lukaku un pezzo pesante. Poi andiamo su Lukaku e lo blocchiamo, su Lucca, e lo blocchiamo, forse anche perché ci stava pensando il Milan, ci stavano pensando altre squadre, e forse quel profilo là, profilo di crescita, un prospetto che ha un prezzo abbastanza alto, ma non un prezzo alla Højlund o un prezzo alla Darwin Nunez, forse il Napoli ha detto fammelo pigliare, un po' come quando si fa l'asta del fantasma. Fammelo pigliare, perché se poi se lo prende qualcun altro io devo rindividuare un altro profilo che non so se Conte ha individuato quello e si è fatto quello che voleva Conte. Allora, se si fosse fatto male Lukaku con Højlund già in squadra sarebbe arrivato Cutrone. Ergo ci è andata bene. Sì, poi devi decidere se ti piace Cutrone più di Lucca o viceversa. Lucca sarà più forte di Cutrone? È un discorso così.
Il bello è quando torna Lukaku chi sarà il titolare. Discorso classico di quando poi, perché me lo ricordo benissimo, si infortuna Osimhen, gioca Raspadori, il Napoli gioca bene, fa gol a grappoli. E come si fa quando torna Osimhen? Giocava Osimhen, non c'è dubbio. E credo che nella testa di Conte, ricordiamoci che Højlund è in prestito. Poi devono scattare dei discorsi per il riscatto, devi fare dei discorsi economici, devi vedere se ti conviene, se ti ha convinto appieno. Il che potrebbe anche essere legato poi alla presenza di Conte e ogni anno devono fare la chiacchierata, quindi partiamo da questo presupposto. Io credo che di base torna Lukaku, arriva al suo massimo del 100% della forma, che è il 70% di telefonino di Lukaku. Credo che parte Lukaku leggermente avanti a Højlund. Noi adesso stiamo giudicando Højlund dopo una partita, ragazzi, dopo 73 minuti. È un po' presto. Per fortuna è andata benissimo. Ma ci saranno delle partite in cui Højlund magari non la striscia. Partite in cui il difensore ti anticipa. Partite in cui magari il gol che hai sbagliato all'inizio ne sbagli due, va in difficoltà e lo devi sostituire. Ad oggi ci sembra invincibile, ci sembra il nuovo Cavani e stiamo tutti contenti. Però partiamo dal presupposto che Lukaku ha alle spalle una carriera e una fiducia da parte di Conte sul lungo. Quindi torna Lukaku, per me, per Conte è felicissimo di avere Lukaku. Poi sai di avere uno che all'impatto immediato ti può rispondere bene e viva Dio, voglio dire. Non ci si pone il problema. E questo è poi il discorso, cioè se tu dopo il recupero, dipende da quanto dura, devi arrivare anche allo stato di forma, gli si può dare il tempo a Lukaku di raggiungere la forma ideale in allenamento e non in partita. Quindi stai con le spalle coperte che hai Højlund e Lucca per farlo recuperare con calma, senza dover accelerare, senza dover rischiare. Poi esiste il campo che per arrivare al massimo della tua forma vanno benissimo gli allenamenti, ma sappiamo come la pensano gli allenatori, e poi la partita vera contro gli avversari, non la partitina in casa, che ti porta a raggiungere quello stato di forma. Quindi ci dovranno essere delle partite dove magari Lukaku la prima la fa molto bene, al ritorno dagli infortuni si fa la prima molto bene, poi una o due successive dove sconti, dove paghi, e poi bisogna arrivare alla forma migliore. Domanda per Conte: perché Lucca sugli angoli sta sulla linea ad oscurare il portiere invece di essere nel cuore dell'area per colpire? Bellissima domanda, Mirko, non banale, non l'ho sentita altrove e mi piacerebbe tantissimo che qualcuno gliela faccia. Bellissima. Non ti so rispondere perché non possono essere scelte degli allenatori, possono essere alcune scelte dei tattici, gli schemi. Bellissima domanda. Io un'altra domanda che mi faccio, quando poi ci sono i calci d'angolo dove tu contro di te, perché ci sono sempre i terzini invertiti? Cioè ti trovi sempre, per esempio, Olivera a destra e Di Lorenzo a sinistra a difendere. Quando si fa il contropiede dal calcio d'angolo, molto spesso ci troviamo sempre con i terzini invertiti. Non lo so perché si fa. Ci deve essere un motivo perché si fa. Bugia. Falso. Falsissimo. Non lo so a cosa si riferisce. Stasera la mia lode assoluta la do a Sam. Sto ragazzo ci sta già morendo per i nostri colori. Giocare la prima da titolare a Firenze con tanto di gol e prestazioni di livello. Applausi. Quindi tu dai il premio Riali a Beukema, praticamente. Dipende dalla marcatura e questa può essere una risposta. Poi ci sta anche che io una domanda, una risposta che posso dare distinto, che non so, magari quello più grosso, quando dipende anche dal portiere, secondo me, che stai affrontando, perché se hai il più grosso a contatto con il portiere a dare un po' fastidio, eviti che un portiere che magari tende ad uscire e a bloccare, a spegnere la situazione come De Gea, gli dai la difficoltà e qualcun altro che poi nel parapiglia va alla conclusione. Quindi ti sacrifichi magari un colpitore di testa che però ti dà quell'impatto sul portiere e mette in apprensione tutti gli altri. O comunque quello che deve marcare anche Lucca resta schiacciato in porta invece di avere presenza in aria. Se tu metti Lucca là,
vuol dire che la palla va da un'altra parte e hai tolto anche un marcatore, cioè un possibile colpitore di testa avversario al centro dell'area. E il Napoli non ha solo Lucca, perché può staccare McTominay, può staccare Anghissà, possono staccare gli altri. È bello. Allora, visto che i vocali a me dispiace tantissimo, ne posso prendere qualcuno a caso e farvelo ascoltare. È tosta farla così, però mi dispiaceva pure che non siamo riusciti a sentire nemmeno uno. Ne abbiamo sentito solo uno, anzi. Dove sono i vocali? Dove sono i vocali? Serie A, pagelle belline, match day, fantasy, vocali. Vado un po' a casaccio, torno indietro e ne prendo uno a casaccio. Pino. Buonasera amici velini, un saluto da Torino, primo messaggio dell'anno. Allora, che dire? Che cosa dobbiamo dire? Non c'è niente da dire, a parte gli ultimi 20 minuti che abbiamo tirato un po' dietro i remi, è stato bello, molto bello. Io ho goduto molto di vederli giocare, ragazzi, ve lo dico chiaramente. Stavo per dire, prima di subire il gol, no? Chissà come si sente Savic a giocare in una squadra dove non subisce 38 tiri in 12 minuti. Ecco, ha preso gol. Vabbè, fa niente. Però poi ha fatto quella parata da gatto e ragazzi, quanto è forte, fortissimo. Portieri, sono tutti e due forti. Dai. Forse... Mamma mia, sono contentissimo. Forza Napoli e niente, che dobbiamo dire? Ci vediamo al San Paolo, Champions League, si ritorna. Grande Pino. La prima però mi pare che ammazza. Forse l'altra parata che dico, perché per me la parata quella importante la fa di piede su Piccoli. L'altra parata, quella per i fotografi, diciamo, in estensione, quella mi pare che era gioco fermo, quindi in teoria non vale. Vale sempre perché comunque era sul tiro di Fazzini, mi pare che state parlando di quella parata là. Fazzini che la schiaccia a terra. Però mi pare che là era già gioco fermo. Quindi in teoria è un tiro che non va sui tabellini. La parata resta, sicuramente. E quelle sono parate per lui forse più facili rispetto alle parate da Soter, vista la sua stazza. Però questo è un altro discorso importante che lancia Pino, cioè il portiere che si esalta quando ti arrivano un sacco di tiri, entri in partita e le pari tutte, differenza grande con il portiere che arriva un tiro e te lo deve parare. È un tema importante. Elmas, come hai visto? Nulla, non ho visto nulla, non ho visto l'impatto che dovevo vedere da Elmas, onestamente. Si è messo là a ricorrere un po' gli avversari, ha avuto un'occasione dove gliel'hanno parata, poi un pochino spaesato perché poi l'hanno messo a fare proprio l'esterno a tutta fascia e siamo alle solite, voglio dire, lui si mette a disposizione, però ha fatto l'esterno destro alla Politano che non è proprio quello che deve fare. Mettilo sotto punta, mettilo a sinistra a fare la mezzala, mettilo a fare l'esterno a sinistra che può rientrare, è un conto. Né carne né pesce, sottotitolo scarpe. Che sa fare questo Helm? Sa fare un po' di tutto. Ma io non mi metterò a dire solo perché è un mio acquisto che l'ho comprato io e ve l'ho portato io, non mi metterò a dire grande Elmas, ha giocato benissimo nei 20 minuti che ha avuto. Ha fatto il suo ingresso senza errori e senza grandi fulmini, senza proprio dubbi. Allora, titolari diversi per la Champions o stessa formazione? Non lo so, dipende dal recupero di Meret. Io me lo posso aspettare il ritorno di Meret se è una cosa non grave. E spero che recuperi a prescindere, perché non ci abbiamo manco Contini e andiamo con Ferrante in Champions. Già, insomma, non benissimo. Penso che Beukem e Buongiorno si possono confermare se Buongiorno regge le 2 partite consecutive. In difesa siamo lì. Forse puoi pensare a un Olivera un po' più difensivo rispetto a uno Spinazzola che va. Questo, ragazzi, è un discorso che sulla carta ci può stare, che abbiamo notato e analizzato, perché contro Berardi gioca Olivera e senza un attaccante forte sulla destra dell'avversario ti giochi Spinazzola che attacca di più. Però onestamente Olivera da terzino più bloccato, Dodò se l'è fumato 2 o 3 volte. Quindi non è che non è che tu mettere Olivera significa che l'esterno del City non tocca palla.
ti potresti anche giocare uno Spinazzola lì, che magari lo vedi più in forma. Secondo me ci sta anche il ragionamento sul ritorno dal lungo viaggio, e quindi hai lavorato di meno con i compagni, Spina è rimasto a casa, ci poteva anche essere questo ragionamento. Per il resto a centrocampo credo che si confermino tutti, e a questo punto credo che si confermi anche Højlund, quindi l'unico dubbio può essere in porta, e il dubbio Buongiorno se deve essere gestito è un dubbio terzino sinistro. Ancora una volta Firenze si è dimostrata acerbista come non mai, sinceramente avvilito. Allora, io non sono sorpreso, non li ho sentiti, si sentivano dai microfoni di Paramount Plus, insomma dall'audio che avevo io, molte espressioni colorite, per non dire altro, ma molti li ho sentiti nei confronti dei loro stessi giocatori. Non ho sentito nello specifico roba acerbizza, se non il più classico di chi non salta napoletano è, che non mi dà fastidio onestamente, però non mi sorprende, perché si sono sempre distinti per questo tipo di atteggiamento, e quindi se si è sentito chiaro spero che si prendano provvedimenti come al solito, cioè come al solito lo fanno, che si prendano provvedimenti, speriamo. Sì, non è entrato benissimo. Elmas deve avere tempo, io l'avrei schierato a destra con Neres a sinistra, ma probabilmente doveva frenare Dodò. Al contrario, quindi. Mossa non riuscita nell'ultimo quarto d'ora. Cioè l'avresti schierato a sinistra. Cioè tu dici ha messo Neres per frenare Dodò. Ah, nel senso quello più offensivo per spingere Dodò ad offendere di meno. E ci sta come ragionamento. Perché tutte le volte che uno dice ok, ve lo ricordate, mo cerchiamo di scavare nella memoria. Napoli credo di Gattuso contro l'Inter, Insigne più basso con Mario Rui che spinge più alto per tenere bloccato l'esterno dell'Inter. Sono scelte. Quando riesci ad avere tu il pallone, se hai un giocatore molto offensivo, per esempio contro Berardi, gli metti Spinazzola, Berardi è costretto a fare un po' di fase difensiva, la fa mezza e mezza e ti ritrovi un vantaggio. Quindi è una scelta. Anche questa potrebbe essere una scelta. Magari aiuto. Magari Conte ti può rispondere proprio così. Ho messo Neres lì per cercare di tenere a bada Dodò. Non è riuscito perché la Fiorentina ha avuto più possesso palla in quel momento, quindi Neres era costretto a fare fase difensiva. Però questo è un bellissimo spunto tattico. I telecronisti hanno detto che doveva entrare Lang per Anghissà, ma una volta preso il gol è saltato il cambio. Ah, interessante. No, noi abbiamo fatti 4 perché è entrato Gilmour al posto di Lobotka al 93esimo. Però il cambio finale ovviamente è un cambio per perdere quei 2-3 secondi, 20 secondi per fare il cambio finale. Quindi li abbiamo fatti 5. Ma non avevo capito questo, non l'avevo vista questo Lang per Anghissà. Poi quando? La voce e i rumori, sto annunciando in gara. Questa squadra gioca male, è tutta individualità. Vabbè, 0-10, sei insopportabile. Sei insopportabile proprio. Io poi rispetto le opinioni di tutte, ma si vede dal tuo modo di scrivere che sei insopportabile, quindi io non posso dare ragione a tutti. Si vede che sei contro Conte a prescindere, stai aspettando la prima partita sbagliata di Conte, spero che tu aspetti per tutto l'anno e che non ne sbagli neanche una, onestamente. Resta con la tua idea, nessuno può farti cambiare idea perché la tua idea è strong, è molto estrema. Questa squadra gioca male, tutta individualità, è un falso tremendo, è un falso storico, è proprio sbagliato quello che dici. E tu puoi avere una tua opinione, ma dire che è tutta individualità, i 60 minuti che abbiamo visto oggi primi del Napoli, è una cazzata proprio, è proprio il non vedere la partita, è proprio avere un'idea di Conte, te la sei fatta quella idea di Conte, e non fa niente, può cadere il cielo dalla terra, viceversa con il mare, con la luna, tu dirai sempre che è tutta individualità,
perché quello che ha fatto il Napoli nei primi 60 minuti è un gioco di squadra, la riaggressione è di squadra, il riprendere palla subito ferocemente è di squadra, l'individualità non esiste, perché non è che si è preso Neres il pallone come è successo l'anno scorso delle volte e l'ha risolta lui, l'abbiamo risolta con i passaggi, De Bruyne che vede il passaggio per l'inserimento di uno, le sovrapposizioni, i terzini che vanno in mezzo al campo, ma veramente penso di parlare a vanvera, perché quando poi io dico queste cose e vedo che viene rigettata, allora penso io di parlare a vanvera, ma non è così, perché tutto il resto delle persone nell'analisi, senza nemmeno ascoltare me, lo vedono da solo. Tu sei rimasto con la tua idea e ci rimarrai e aspetterai la partita sbagliata del Napoli per godere per i fatti tuoi. Spero che tu non sia un tifoso del Napoli, spero che tu sia un tifoso magari addolorato dal fatto che Conte non abbia cambiato squadra. Spero che tu veramente che tu non si, perché altrimenti si vive male a vedere la tua squadra in attesa di avere ragione. Penso che te la vivi male, perché ho letto vari messaggi da parte tua: questo non va bene, quell'altro non va bene, quell'altro non va bene, quell'altro non va bene, quell'altro non va bene. Quindi penso che tu te la stai vivendo male, specialmente nel momento in cui il Napoli fa 3 vittorie consecutive. Te la vivi male e mi dispiace se è così. Non ti posso far cambiare idea. Credo che ti vivi male anche la live, se io poi dico una serie di cose che sono completamente il contrario di quello che pensi. Non ti dico di abbandonarci, anzi, sei il benvenuto, ma sei il benvenuto con una mentalità un po' più aperta. Hai ragione, scusami, ma tanto siamo alla fine perché ho finito la voce. Volevo ascoltare un altro vocale, vado a casaccio. Ciao Vale, ciao amici bellini. Partita che per 80 minuti mi ha trasmesso una tranquillità disarmante che il Napoli non mi aveva mai trasmesso. Io parto da questo spunto nella gestione della partita in fase di possesso, in fase di non possesso, in generale. Højlund è impattante. Højlund è di un'altra categoria rispetto a Lucca, è comunque un calciatore che è cresciuto in un ambiente come l'Atalanta, che poi è andato allo United, dove comunque stiamo parlando di una dimensione immensa, quindi è di un'altra categoria. E poi ha fatto un lavoro, sai, noi abbiamo sempre parlato, sì, la profondità, ma ha fatto il lavoro da Lukaku. Esatto. Il gol di Ranieri andava annullato perché comunque anche stavi in spinta, e ti dico solo che in un fantacalcio aveva i portieri del Napoli e Ranieri contro, quindi ho proprio imprecato malamente. E per il resto questo. Vabbè sì, poi bisogna dire anche un'altra cosa, che se Meret avesse fatto quell'errore che ha fatto Milinkovic-Savic, addios. Senza dubbio. Buonasera amici bellini, ciao Valerio. Ascoltiamo pure a fare. Allora, partiamo dalle cose buone. Fino al 70° un super Napoli, poi i cambi hanno un po' fatto calare la qualità. Non ho capito Elmas a destra e Neres a sinistra, Lucca non lo voglio proprio nominare, altrimenti divento verde come Shrek dalla rabbia. Non ho capito perché uno tra McTominay e Anghissà non sia uscito, per quanto siano importanti, ma Conte deve gestire meglio questa squadra. Portiere, colpa di Milinkovic-Savic, qualsiasi cosa venga mi vogliano dire tutti. A me sto portiere non piace, e quando il portiere prende gol sul suo palo è sempre colpa sua. Comunque bene così, contento per la vittoria, a testa alta per giovedì. Grande. Messo Elmas a destra perché voleva avere protezione su Gosens, e allora non ha capito niente, perché l'unico giocatore su cui bisognava avere protezione era Dodò dall'altro lato, no Gosens, secondo me. Ed è giusta la riflessione che fa Enzo nel finale, perché Dodò andava di più, però era il doppio, perché capisci che nel momento in cui metti Olivera tu pensi sulla carta di avere più protezione su Dodò, poi vuoi dare una mano a Di Lorenzo e gli azzecchi Elmas su Gosens, credo sulla carta, perché tu poi ti fai delle idee, ma un domani, cioè magari col senno di poi dici era meglio aggiungere un Elmas a fare fase difensiva insieme ad Olivera, visto che Dodò se ne andava con il burro. E ci sta tutto. Però tu magari pensavi, con Olivera rispetto a Spinazzola tengo più a bada Dodò,
e a destra risolvo che Elmas avrà più fase difensiva di Neres. Però c'è l'altro spunto che pure ci aveva dato l'altro amico Bellino, magari tu pensavi con Neres di bloccare un po' più Dodò, e questo è bello, capito? Rispetto a dire Conte fa schifo, è bello avere degli spunti e parlare di tattiche e fare delle ipotesi finché Conte non ci dice quello che, se gli fanno la domanda, quello che lui aveva in mente. E questo è il bello di una live con la mia community, che mi danno degli spunti, che mi fate riflettere, che mi date modo poi di andare all'analisi più consapevole delle possibilità, perché io qualcosa la vedo, altre cose le vedete voi, e quindi si completa il quadro di un'analisi di una partita. Abbiamo fatto 3 punti fuori casa contro la Fiorentina, contro De Gea, che tenevo pure io, ma quelli il fantacalcio non conta, e tutta una serie di cose belline o meno belline, che rispetto a uno che segnatevelo poi quando conta. Valentino celebra 37 mesi di membership XG dai 2.8 ai 3.15, più di Juve e Inter insieme, e non è poco. E non è poco perché, lo sapete, rispetto all'anno scorso quello che il Napoli era chiamato a fare ed essere più pericoloso in area avversaria, avere più gol, perché abbiamo vinto uno scudetto con pochissimi gol fatti. L'idea di aggiungere qualità, Kevin De Bruyne, già ti aumenta la possibilità. Poi devi avere il finalizzatore. Lucca come finalizzatore potrebbe anche in teoria, in potenziale, essere più finalizzatore di Lukaku. Sentitemi bene, lo so che adesso è difficile dirlo, ma si dice adesso. In potenziale Lucca può avere più finalizzazione di Lukaku, più gol di Lukaku, però come terminale rispetto a tutto un gioco che fai, puff, la deve solo mettere dentro. Lukaku invece fa tutto il lavoro di assist, di regia offensiva. Vuoi vedere che Højlund è tutte e due? Se Højlund è tutte e due, abbiamo risolto in maniera quasi casuale, perché con l'infortunio di Lukaku arriva Højlund, un problema gravissimo che tu avevi, il problema di fare più gol. Ci dobbiamo lasciare così oggi, con la speranza che Højlund veramente questo impatto lo mantenga e dia continuità a queste prestazioni. Poi che Lucca non esplode subito e lo dobbiamo aspettare in panchina, va bene, voglio dire, non mi pongo il problema, così come non avevo fretta all'epoca di vedere Rachmani esordire al più presto perché l'avevamo comprato e dai che tata fa. No, questo dobbiamo imparare quest'anno, su questo deve crescere l'ambiente. Guido is in the house, ma mi ha mandato il vocale, fammi vedere se Guido mi ha mandato il vocale. Sta salendo a casa e io posso provare a invitarlo, ma io posso sicuramente provare a invitarlo, sperando che funzioni, ma oggi era già è difficile per me, e quindi se non è un vocale è proprio un ingresso. Fammi vedere se riesco a fare questa sorpresa finale, perché va bene tutto, i messaggini, le cose, i commenti che scrive là, però la sua presenza è un'altra cosa, è un altro paio di maniche. In questo momento io sarei, come lo sento? Lo posso sentire, se sento a me a doppio, ma non fa niente. Se no, vediamo se riusciamo a farlo. L'ho invitato e stavo quasi per chiudere, perché era una chiusura bella. Vediamo se ci riusciamo. Io mo c'ho il monitor, devo capire i problematiche. Nel frattempo leggo gli altri commenti. Cioè, il suo reale potenziale, che siamo al 14-7, se pensi poter tirare meglio la squadra in 2 mesi. No, nemmeno così, Nicola, non è nemmeno da rispondere così. Ognuno poi può avere anche delle intuizioni geniali, anche non essendo un addetto ai lavori, eccetera, eccetera. Nello specifico, però, quello che io rigetto è il negare l'evidenza di un gioco di squadra e di un allenatore che ha dimostrato ad ogni partita di tirare fuori cose nuove che fa, e nella
nel racconto quello superficiale fatto dall'esterno si poteva dire vabbè, 3-5-2 Conte sempre difensivo. No, proprio no. Vediamo se Guido ce la fa. Se facessimo un 4-2-4 così gioca anche Lucca, aiuto. Nani, impensabile per un allenatore, non avendo un attaccante di scorta, impensabile giocarseli tutte e due in campo, se non in situazioni di emergenza dove stai sotto di risultato e allora ti giochi tutte e due le punte. Poi averli tutte e due all'inizio significa che per far giocare Lucca devi rinunciare o a McTominay o devi rinunciare a De Bruyne, e ad oggi mi sembra una follia. Poi 4-2-4 non è altro che un 4-4-2. Ad oggi stai facendo una sorta di 4-4-2 con un'alternanza di De Bruyne vicino alla punta o McTominay vicino alla punta. Devi togliere un Politano forse, insomma si vengono a guastare poi degli equilibri su cui hai lavorato e che stanno pure funzionando. Quindi va bene così. Se tutte le squadre d'Europa ci mettono mesi a raggiungere l'apice fisico e tattico, perché noi siamo obbligati? Ma non siamo, infatti no, Sulis la pensa così. Ma a me va bene pure perché stiamo andando anche bene. Allora, speaker connected. Guido, non vedo il microfono, ma vedo te. Quindi se io faccio così, vedi, lui compare. Ma non vedo il microfono, quindi non ti sento, ma può essere pure un problema mio. Controlla il tuo microfono se mi senti tu. Io mi sposto di qua e vediamo. Ok, quindi sta rientrando. Già il fatto di vederlo già è una grande cosa. Ma già capisci se lo sento. Ma va bene qua. Pan per focaccia, ma se lo stai chiedendo a me vuol dire che non ci conosciamo. Ti prego, iscriviti al canale, benvenuto. Io abito a New York, benvenutissimo. È bello che ci sia ancora gente che non lo sa proprio e che capita per caso, voglioso di analisi, è bellissimo. La statuetta di Darth Vader dietro. Chissà, non era a te, ok. E quindi se io aggiungo Guido, lo sento pure. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Ciao Guido, allora, che bello che ti sento. Non so se tu senti un ritorno, perché può essere. No, sento un po' gracchiante, ma va bene. Vabbè. Va bene. Come stai, prima di tutto? Ti darò una bella notizia. Io per ovvie ragioni sono appena entrato in casa prima del previsto, di solito entro le 2:30, l'1:30, ma siamo a fine stagione, non ho visto la partita, posso solo darvi i saluti. No, sto bene, le persone sono contente, io non sono mai contento di me. In migliaia e migliaia di serate, forse ne salvo 3, ma questa è una storia vecchia, noiosa, non siamo qui per parlare di questo. Dal punto di vista generale è importante iniziare la stagione con 3 vittorie, però è presto, aspettiamo la 12ª. Non ho visto la partita, quindi la prestazione è impossibile giudicarla, anche se c'è chi casomai fa queste cose. Bravo, ti stavo per dire proprio questo. Giudicala anche senza vederlo. Facci un'analisi, sarebbe divertentissimo fare un'analisi senza averla vista. Beh, diciamo, a parte le battute, intanto voi non lo sapete, io mandai un video saluto prima della partita scorsa che ha portato bene, ho beccato tutte non chiamiamo le previsioni, quelle che potevano essere di analisi, tipo che avremmo cambiato al massimo un uomo. Quindi cominciamo a vedere quale sarà l'utilizzo della rosa. Oggi abbiamo visto un utilizzo della rosa già più ampio, sia per necessità, perché poi si sono fatti male dei giocatori come ben 2 portieri, e probabilmente sia perché comunque Conte, vogliamo sperarlo, utilizzerà una rosa più ampia rispetto all'anno scorso, che già è andato in gol. Un'altra notazione, noi in questi anni, e non sono pochi, abbiamo spesso sudato freddo quando ci hanno segnato i rigori, che mio padre dice sempre quasi quasi è meglio che non ce la segnino, no? Perché non abbiamo mai avuto dei cecchini infallibili, l'ultimo è Domizi, no? Lui sembrava per dire passami il sale, altri gol.
Poi si dice che anche Maradona ha sbagliato questa solita tolpa retorica però per esempio un'altra, sempre non avendo visto la partita, è un'altra informazione importante, vedremo se sarà lui il rigorista, però chiaramente è uno che ha alle spalle partite semifinali di Champions come se piovesse, quindi insomma la gamba non gli trema a un Firenze, Fiorentina-Napoli. Sai cosa È avevo un'altra. pensato? Visto che ci hanno fatto aspettare perché hanno fatto un controllo VAR bello lungo e magari un altro giocatore con meno esperienza sulle spalle, aspettare col pallone lì sul dischetto, aspettare minuti che passano, e invece mi sono sentito abbastanza tranquillo che l'avesse lui. Allora, pur non l'avendo vista, mi conforto che non la mia analisi, diciamo, una mia idea di calcio non è strampalata. L'Inter ha perso 2 partite su 3, sono tantissime, ragazzi. Il campionato è lungo, ma in realtà in questo caso sono frasi al contrario, perché se chi vince il campionato perde mediamente 3,44 partite, escludendo la Juve di Sarri 7 sconfitte, però era anche l'anno del Covid, non lo si ricorda più, quindi ci si è interrotti, si è ripresi, interrotti. Mediamente non puoi perdere più di 5 partite, che significa che da qui alla fine ne può perdere 3. Può anche vincere tutte, come si dicono quelle là 11 finali, però tu pensa, fai il derby, partita sfortunatissima la perdi. Cioè adesso tu affronti il campionato con un'ansia in più. Ecco perché la Fiorentina io non la considero, non per sminuirla, dalle 7 sorelle, d'altronde non vince lo scudetto da tantissimi anni, e quindi diciamo è la più nobile degli altri 13, quindi non è una vittoria pesantissima, però intanto ti consente di stare a punteggio pieno, e l'Inter con l'Udinese ha perso. Butteranno ancora di più tutte le aspettative sul Napoli, ma finché lo buttano e tu continui a perfezionare i meccanismi, cercando di avere sempre un po' meno infortuni, ragazzi, acquisire maggiore consapevolezza dei nuovi innesti, e nel frattempo vinci, e le vittorie sicuramente non ti rendono il sicuro, e quindi anche un pareggio sfortunato, se tu lo aggiungi a tante vittorie, non ti pesa. Se tu hai già accumulato del ritardo in classifica, quel pareggio, mettiamo un Milan-Inter, un pareggio, quanti derby sono finiti in pareggio, no? Ma se tu hai accumulato ritardo, quel pareggio pesa come un macigno, no? Ricordiamo l'anno nefasto per noi. Quindi un'analisi molto superficiale, permettetemela, sia perché siamo inizio del campionato, sia perché non ho visto la partita, però per ora mi sembrano delle note buone, positive, tranne gli infortuni, troppi. Fortunatamente la rosa non è risicata, ma mi sembra che stiamo andando a giocare col quarto portiere a Manchester. Sì. E quindi hai risposto a quella domanda di Perrone che ti chiedeva proprio dell'Inter, che non dico che è già fuori, ma sono 2 sconfitte pesanti. No, non è preso. Però spero che il mio messaggio sia chiaro, non sto né bottando né è finito il campionato. Giochi con una pressione in più. Tra l'altro non hai Allegri che poi fece quel filotto 17 vittorie con la Juve, hai un allenatore che può darsi diventerà un genio, ma è in corso d'opera. Quindi un'ennesima fragilità che si adotta a un allenatore, che è un punto interrogativo nel senso più nobile del termine, cioè ha tutto da scrivere nella sua carriera come allenatore, che significa deve imparare anche a reggere una pressione, non solo di allenare una piazza grande, ma una piazza grande che nelle prime 3 giornate ne ha perse 2, no? Che non sono poche. Una si può pure stare con la Juve, tosta, io ve l'ho detto da subito, la Juve è tosta quest'anno, privatamente intendo. Però quella con l'Udinese, l'Inter ha giocato 2 partite in casa nelle prime 2 giornate, un fatto già insolito, no? Che ti favorisce, e già la davano su per tutti quanti, la rosa più forte, la rosa più forte. Fatemi dire solo una cosa, poi se volete domande vi saluto. È vero, io poi ho riflettuto molto durante l'estate sul fatto, però ha dimostrato di non essere una squadra vincente l'anno scorso, che sono 2 cose che non sono incompatibili. Tu puoi avere anche la rosa più forte, la società più forte, eccetera, ma sulle 4 competizioni in nessuna meritava di vincere. No, poi alla fine il Napoli ha vinto perché ha mostrato più fame, pur avendo delle fragilità rispetto ad altri organici, eccetera, eccetera, eccetera. A maggior ragione,
ha perso col Milan che non ha fatto una stagione fantastica, è un eufemismo, no? Sia la Supercoppa che la Coppa Italia. Quindi significa che non aveva gli stimati di una squadra che si va a prendere delle vittorie. Bisogna vedere se anche quest'anno ha la rosa più forte, eccetera, eccetera. Ok, e che non significa automaticamente che diventi una squadra vincente. Non la sto bocciando, io ho ripetuto molto quando dicevo, lo può solo perdere. No, in realtà non è che lo poteva solo perdere, non aveva le possibilità, non ha avuto la capacità, la forza calcistica mentale per vincere, pur avendo tutte le possibilità sul campo societario, eccetera. Conte nella difficoltà gli hanno venduto pure Kvaratskhelia a gennaio e prima, durante e dopo abbiamo visto come la pensava, altro che negazionismo. Significa che ha trasmesso ai giocatori una mentalità vincente pur con delle lacune che lui stesso continua a segnalare già quest'anno come l'anno scorso. Questo è un elemento su cui riflette. Vinceremo, non sto dicendo questo, però attenzione che la mentalità vincente, vedete quello che sta facendo Velasco, è uno che ha vinto ovunque, anche con le donne, bravo, voglio fare i complimenti alla nazionale femminile, grandissimo risultato, dopo le Olimpiadi confermarsi al vertice non è né facile né scontato, ma è un grande segno di continuità, permettetemi questa. Vedete quando uno riesce a trasmettere una mentalità vincente e tra l'altro con dichiarazioni sempre umili, io non sono un guru, mi dà fastidio, sono solo un allenatore. Io mi sarei permesso con Mister Velasco, sono un bravissimo allenatore e chiudo questa parentesi. Guido, io ti saluto per non divorziare, starei altre 2 ore e credo che gli amici Bellini resterebbero online anche di notte. Domani alle 6:30 del mattino per me c'è Roma-Torino e secondo me c'è molta curiosità intorno alla Roma di Gasperini. Una parola giusto per salutarci. Una parola che intanto più 46 punti nel girone di ritorno l'anno scorso, una cosa che io vi segnalavo, io non, poi può darsi tutto può essere, non credo che quest'anno possa vincere lo scudetto, ma io la Roma, facciamo le prime 12, come sapete, la tengo fortemente in considerazione per le prime 4, anche se ha cambiato allenatore, e vedete come quella continuità di finire bene il campionato, ed era un campionato disastroso quello della Roma, cioè non ha finito bene il campionato prima del giro di ritorno con 46 punti, che è un punteggio non nobile, il punteggio che ti permette anche di vincere uno scudetto. Pure io dico che Valerio hai una giusta osservazione, una partita da osservare, oltre che per la classifica, per vedere proprio lo stato di continuità. In queste due partite, tra l'altro, è sembrata una Roma totalmente diversa da quello che uno si aspettava dalle squadre di Gasperini, no? Più spettacolare, ma che concedi qualcosa in difesa. No, tosta, sparagnina 1-0, 1-0. È una squadra, le due squadre in questo momento, aspettate perché l'anno scorso è stato accusato della Juve, calmi, da tenere in considerazione sono la Juventus e la Roma. Aspettiamo le prime 12. La partita di oggi è importante a livello sia di lavoro, così i giocatori continueranno a lavorare sereni ma con la consapevolezza che si sta facendo bene, e sia a livello psicologico perché tu vincendo gli altri a un certo punto un po' si scoraggiano, Spalletti docet. Quindi io non la sminuisco perché è una delle altre 13, ma la più nobile, ma nello sport è importante, lo dico sempre, l'aspetto psicologico. E oggi un segnale, un altro piccolo mattoncino Lego che tu metti lì, anche perché è un momento di emergenza. E chiudo. Noi lo sappiamo che storicamente dopo la pausa o invernale o delle nazionali, spesso il Napoli batteva in testa. Dopo la ripresa delle nazionali a volte si perdono certi meccanismi, quindi anche lì non è mai scontato vincere. Ci siamo tolti la trasferta di Firenze e piange il cuore che sia diventata così volgare e quella parola che non si può dire, se no una città che è meravigliosa da tutti i punti di vista, ma questa è un'altra storia. Navighiamo con la consapevolezza e la serenità, ma io credo che quello che vi disse, quelle 4 componenti, non ci dimentichiamo che dobbiamo essere molto, 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 molto affamati, più degli altri, non perché siamo i più bravi, i più belli, i più forti, quelli più storicamente potenti, ma anzi a maggior ragione, proprio perché non siamo queste cose, dobbiamo avere più fame degli altri. Non abbiamo vinto nulla. Dice, ma 2 scudetti in 3 anni. No, 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 fame, 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 fame. Non fame sclerotica, nel senso che tu devi avere quest'ansia di dover vincere,
Però io credo che la vittoria di oggi è un mattoncino importante, non avendo visto la partita. Poi mi direte, intanto vedo il video di Valerio, se abbiamo giocato bene, se abbiamo giocato male. Ma ho percezione, io non vorrei che Napoli ha giocato bene e poi si è lasciato andare, il che ci può stare dopo la pausa nazionale e la trasferta per iniziare la Champions non è nobile, di più Manchester, quindi è anche una trasferta emotivamente importante per chi sappiamo noi. Sono stato lungo, No, ma bellissimo. Un saluto all'amica Bellini, agli amici Bellini, a Valerio che è stato cortese di invitarmi, anche se in questo periodo sono poco. Ho visto che Napoli gioca lunedì però la prossima volta e non mi metterò nulla lunedì, quindi lunedì col un abbraccio, Pisa. sì, un abbraccio a tutti. A Valerio, oggi che è il 13 settembre e quindi siamo a più 12 nel 13. competitivo. Tu, per fortuna, resta nel privato del gruppo Telegram, ma la foto con la cazzuola è la super cazzuola. Guido Gentile, grazie infinite per essere passato. E Angela che dice che piacere che sentirti e vederti, sono stati belli tutti i vostri commenti. Io poi alla fine, cioè, un Guido che non si vede la partita, secondo me vale più di molti addetti ai lavori o quelli che lui chiama i suoi colleghi che se la vedono e ce la raccontano in maniera completamente sbagliata. Ma questo è un mio pensiero completamente sbagliato. Se vogliamo, io riesco probabilmente a farvi sentire pure la sigla. Vi abbraccio, vi chiedo i like finali e vi rimando a domani con la reaction tutta urlata, tutta esaltante, e poi analisi, perché poi ci sarà da vedere le altre partite della Serie A, ci sarà da vedere probabilmente il derby di Manchester e avvicinarci piano piano alla partita di Champions, perché è mancata la Champions. Vi abbraccio, fatemi vedere se riesco a fare questa cosa così da farvi sentire la sigla, si sentirà il rumore, non fa niente. VK Cable, rumori. Amici belli nella ribalta, Oriane è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sei, poco. Allora. Però così uno dovrebbe sentire. Devo aggiustare, Portate un po' di pazienza. Portate.